Buon pomeriggio ai convenuti a questa presentazione. In questo bel pomeriggio di settembre, io sono Giovanna Soro, una delle curatrici di questo volume, e vorrei introdurre i relatori. L'ammiraglio Mario Rinomè, fondatore e presidente del Comitato Carlo Avegno, comitato di cui parlerà Antonello Tedde, e poi Alberto Monteverde, storico, giornalista, scrittore, ricercatore e tanto altro. Bene, nel testo Monteverde credo che tratterà sicuramente nella sua relazione, parlerà dei reparti tedeschi e italiani nel contesto sardo-corso. Bene, il testo che verrà presentato oggi racchiude gli atti di ben due convegni, uno del 2023 che analizzava il contesto storico, strategico, politico del settembre 43. E l'ammiraglio questo pomeriggio tratteggerà a grandi linee questo contesto storico così cruciale per la nostra Repubblica. Bene, l'altro convegno del 2004 invece era in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario del complesso monumentale Procellaria, o Roma, come chiamiamo noi, Colonna Roma Maddalena. Di cosa si tratta? Chi viene a Maddalena dal traghetto potrà osservare una colonna rostrata, imponente, molto grande, di fronte all'isola di Santo Stefano. Ecco, chi non conosce la storia, chi ignora la storia, spesso la scambia per un totem indiano a due rostri apicali. Bene, la storia invece di questa colonna è molto importante. È stata donata dal Comune di Roma alla Marina Militare Italiana, siamo negli anni dopoguerra, per commemorare i caduti della corazzata Roma e del cacciatorpediniere Danoli e Vivaldi. Lo scultore Carlo Fontana, molto noto all'epoca, autore peraltro di una delle quadrighe poste sull'altare della patria. Bene, lo scultore ha posto alla base di questa colonna una Nike, una vittoria alata, che rappresentava per lui una procellaria, un grande uccello marino. Bene, di questa vicenda e questa storia viene narrata all'interno del libro in modo mirabile da una nostra storica maddalenina, Giovanna Soggiu. Bene, io a questo punto, ecco, l'ammiraglio invece questa sera ci parlerà delle prospettive future di questo sito, perché questo sito è molto importante. È stato abbandonato a un certo punto per celebrare la corazzata a Roma e per commemorarla a Porto Torres, ma questo sito noi maddalenini ce lo difendiamo, primo perché è un bene storico, architettonico importante, artistico importante, e poi perché la storia di Maddalena è così legata alla Marina che è giusto commemorare a Maddalena questo sito, ma l'ammiraglio vi parlerà delle prospettive future del sito.
e anche dei precedenti, certamente. Ancora due parole sul libro. Il testo si avvale dei contributi storici, di alcuni contributi storici pressoché inediti, ed è corredato di un patrimonio fotografico, grazie al, al dottor Monteverde, lo vedrete, un patrimonio ricchissimo, anch'esso pressoché inedito. Per concludere, molto interessante anche l'articolo del professor Alain Di Meglio, professore dell'Università di Corte. Perché? Perché narra le vicende da un'altra prospettiva, dalla prospettiva corsa dall'altra parte delle bocche dei nostri vicini e per i maddalenini cugini in primo grado per la storia di Maddalena. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Avremmo voluto salutare qualche autorità di Olbia, ma lei che non essendo comparsa finora, soprassediamo. E invece darei la parola, prima di darla all'ammiraglio, all'editore Paolo Sorba, perché vuole precisare qualcosa del titolo del nostro convegno. Ti cedo la parola. Forzato? Dai. C'è il microfono qua, sì. Va bene, buonasera a tutti. Sì, come diceva Giovanna Soro, sono l'editore del libro. Questo libro è il risultato praticamente dei due convegni, come ha già detto Giovanna Soro, che sono stati del 2023 e 2024 e che fanno seguito al primo convegno del 2019 e della collaborazione che abbiamo avviato già nel 2019 in occasione proprio della prospettiva di pubblicazione degli atti del convegno con l'associazione e il comitato Carlo Avegno. Praticamente i due libri sono gli atti dei tre convegni che sono stati alla Maddalena. La precisazione di Giovanna Soro, Giovanna diceva, non è tanto legato al libro ma alla locandina, dove dice Paolo Sorba, Pistoia. In realtà Paolo Sorba, editore alla Maddalena, Pistoia è il luogo di stampa del libro. Ma questo poco importa. Niente, questi due volumi si inseriscono perfettamente nella collana storica che è da noi curata, fanno parte di un progetto editoriale alla quale dedichiamo particolare cura del recupero della storia, in particolare della Maddalena, dell'isola, con tutte le vicende storiche dall'antichità fino ai nostri giorni. Noi collaboriamo con l'UTE alla Maddalena, con il Corisma, che è il Comitato di Ricerche Storiche, e ultima collaborazione appunto abbiamo avuto col Comitato Carlo Avegno. Dedichiamo tanta attenzione alla nostra storia locale, inserita nel più grande contesto nazionale. Come casa editrice abbiamo circa 220 pubblicazioni, di cui posso dire una buona parte dedicate proprio alla storia dell'isola. Lascio la parola ai relatori e vi ringrazio. Buona serata. Pronto? Sì. La parola adesso all'ammiraglio Mario Rinomè. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Lieto di essere qui ad Olbia e parlarne per la prima volta. Abbiamo già presentato il libro in realtà a Cagliari e anche alla Maddalena. Non vorrei suscitare false aspettative, nel senso che io non sono uno storico. Ho trattato questioni di politica militare che mi derivano dalla mia precedente preparazione. All'università negli Stati Uniti, la National Defense University da una parte, e all'Istituto Alti Studi di Difesa francese dell'École Militaire. Sono stato capo di gabinetto del presidente del Comitato Militare della NATO e alla difesa ero capo dipartimento politica delle alleanze, pianificazione strategica e operazioni. Sono stato incaricato tempo fa, proprio alla Maddalena, da alcuni personaggi, tra cui qui presenti Antonello Ted,
e qualche altro di occuparmi di alcune questioni, una delle quali era il monumento ai caduti della battaglia di La Maddalena e poi la questione della corazzata Roma e dei due caccia che mi interessava, che mi ha preso molto sul piano personale. Devo parlarvi di contesto strategico del 43. Diciamo che a cavallo del 42-43 si registra quello che si chiama il cambio della marea. Le potenze dell'asse hanno perso l'iniziativa e quindi il ritmo di operazioni viene dettato, diciamo, dagli alleati. Ma come consuetudine in quella che si chiama Alliance Warfare, le operazioni, obiettivi politici e obiettivi militari sono definiti in specifici ambiti, si chiamano conferenze. Nel nostro caso è la conferenza di Teheran, si chiama Eureka, dove viene definito, diciamo, l'apertura di un fronte in Europa, e la successiva del gennaio 43 a Casablanca, in cui vengono definiti per la prima volta la resa incondizionata e l'occupazione. La prima volta che capita, diciamo, nella storia è l'occupazione militare, non era successo nella precedente Prima Guerra Mondiale. Sul piano, diciamo, sul teatro, il successo, diciamo, dell'operazione Torch e quindi dello sbarco alleato in Marocco e Algeria da una parte e, diciamo, l'offensiva inglese Tobruk, diciamo, in Libia, determinano una sorta di tenaglia che, diciamo, fa assottigliare il campo delle potenze dell'asse. C'è in quel periodo, e siamo ai primi, verso il febbraio, diciamo, il trasferimento delle unità da combattimento della flotta, si chiamano le forze navali da battaglia, diciamo dal sud verso le basi del nord Italia, quindi Spezia e della Liguria. Questo fa sì che per ragioni operative si possa intervenire nel Tirreno, ma oramai l'intervento, diciamo, nel canale di Sicilia non è più possibile. Già questo è una prima limitazione. Proprio da queste parti, a Olbia, diciamo nel gennaio del 43, diciamo, un sommergibile britannico viene impiegato per forzare diciamo, la presenza di due unità importanti, diciamo, dislocati alla Maddalena, e salta su un capominato che era a difesa degli accessi orientali della base. Proprio recentemente è stato scoperto. L'hanno fatto talmente in fretta che questa è l'unica nave della classe ad avere il distintivo ottico, diciamo, il nome è il P311, cioè il distintivo ottico, non ha neanche nome. Inizia, diciamo, sempre col progredire delle operazioni la campagna aerea che passa in un primo tempo, come sapete, quella che si chiama in inglese la targeting policy, cioè la politica dei bombardamenti, viene definita appunto a livello politico e passa inizialmente dalle strutture, porti, eccetera, eccetera, nodi ferroviari, alla popolazione. Qui ne sappiamo qualcosa, ne sa qualcosa anche Cagliari di questa evoluzione, tant'è che l'aviazione americana, che era nata, che aveva, diciamo, degli obiettivi di puntamento, dei sistemi di puntamento fatti proprio per obiettivi specifici, si trova ad operare invece a fare il bombardamento a tappeto, che è ben altra cosa, quindi c'è una evoluzione, diciamo, strada facendo. Si forma, diciamo, sempre parlo sul teatro operativo, una frontiera marittima che è costellata da basi nell'Africa. L'Africa era il terreno di scontro delle potenze dell'asse, da cui proiettare quindi l'offesa verso il nord. Arriviamo così verso maggio alla perdita della Sicilia, perdendo sostanzialmente il vantaggio della vicinanza al fronte. Da quel punto è vulnerabile perché con la successiva presa di Linosa e di Pantelleria effettivamente inizia a profilarsi quello che sarà, diciamo, l'obiettivo successivo. Allora, diciamo, nel mese di luglio si verifica, diciamo, un altro fatto, quindi il successo dello sbarco a sorpresa in Sicilia e il 25 luglio il collasso del regime. Tra il 25 luglio e l'8 settembre è quella che chiamiamo, diciamo, una crisi, quella che si chiama una crisi armistiziale. Da cosa deriva? Deriva dal fatto che si perde, il governo allora in carica, perde quella che si chiama in gergo tecnico la finestra di opportunità
di procedere, di passare al cambio di collocazione internazionale. E questo, come dice lo storico inglese Dennis McSmith, è un grave errore di calcolo, perché effettivamente si continua a combattere, diciamo, con l'altro, mentre si apre una trattativa con il fronte alleato. Appare quindi evidente sin dall'inizio di questa trattativa che le quotazioni, diciamole così per usare un termine borsistico, del governo Badoglio sono deprezzate, sia per questo, diciamo, mancato cambio di fronte, ma anche per il fatto che la situazione strategica peggiora con una certa acquiescenza alla presenza tedesca e iniziano ad affluire, quindi per gli altri vuol dire, diciamo, impegno, sostanzialmente un impegno maggiore. È in questa fase che molte voci autorevoli si chiedono effettivamente al sovrano di prendere l'iniziativa di risolvere la questione, proprio visto il profilarsi del disastro della nazione. Però dicevo, questa trattativa inizia e si esclude anche, per questo si instaura, diciamo, un clima di paura, ecco, e quindi di incertezza per il fatto che è per un possibile colpo di mano tedesco. E questo fa sì che, diciamo, la decisione politica quindi sia ridotta a livello apicale, ma soprattutto nell'ambito anche dello stesso Consiglio della Corona a pochissime persone, altri rimangono tagliati fuori, quindi non c'è una linea di staff che elabora i concetti per effettivamente diciamo, la trattazione. Quindi i nostri alleati che si presentano a Lisbona si presentano tra le altre cose già a babbo morto, si direbbe, perché in quel periodo è in corso un'altra delle conferenze, quella di Quebec, in cui si definiscono oramai i termini e si fissano i termini della resa che sono stati già preparati e si formalizzano sostanzialmente le decisioni. Rimane una cosa di cui parlerò diciamo tra poco. Vediamo un attimo quali sono queste, dicevo, proposte. Allora si parte, diciamo, da parte italiana con una proposta sostanzialmente politica, quindi di contributo italiano alle operazioni degli alleati, subordinato però all'aiuto alla lotta, diciamo, contro i tedeschi. Quindi proposta politica, quindi di cambio di fronte, però subordinato a un aiuto, eccetera. E dal punto di vista operativo si chiedeva agli alleati sempre una operazione, diciamo, possibilmente a nord di Civitavecchia, in modo da un lato dare una sorta di copertura al governo che è a Roma e dall'altra parte mettere fuori gioco i tedeschi che da sud stavano affluendo, diciamo, verso nord. Per certi versi il governo Badoglio non ha una buona, diciamo, come dire, non dà una buona impressione, in quanto, diciamo, appare subito diciamo, il governo che non fa, diciamo, i conti, diciamo, con il passato e tra l'altro culla l'ambizione di poter incidere sugli eventi ignorando la realtà reale del paese sconfitto. I nostri quindi, gli emissari che si presentano a Lisbona sono sorpresi dall'agenda che si concentra esclusivamente sulle condizioni della resa e non su altre cose, contributi e cose varie. No, si parla solamente di resa. Questo anche perché, diciamo, il comandante supremo, esaurito, diciamo, lo sforzo massimo in Sicilia, non può contare più sui grandi numeri dell'aiuto americano. Per decisione del Comitato dei Capi americani, infatti, si decide che la priorità rimane, per direttiva del Capo di Stato, quindi del Presidente Roosevelt, la via di Berlino, è quella su cui concentrare, questo è uno dei concetti operativi fondamentali, su cui concentrare lo sforzo. Quindi in un'ottica di economia delle risorse, le risorse in una guerra di attrito vanno concentrate sul fronte principale e non su altre perdite. Questo perché? Perché il fronte mediterraneo è divenuto secondario, di fatto, con oramai scomparsa l'uscita di scena della Marina italiana, la Marina è intatta, per lo più le forze navali da battaglia sono intatte, diciamo, una volta consegnate non sono più. Quindi non può contare, ma non solo, e qui ecco la novità che abbiamo voluto, diciamo, inserire in questo testo è allargare lo sguardo anche all'operazione alleata che si stava profilando, diciamo, a Salerno. Cioè le due cose non possono essere disgiunte perché le forze quelle sono. E basta considerare che la distanza tra la Maddalena
e Salerno sono 240 miglia, diciamo, stiamo parlando di 480 km, meno del raggio, molto meno di un raggio d'azione di aereo dell'epoca. Quindi l'attenzione e soprattutto la flotta quindi diventa molto importante, diventa molto appetibile, anche perché, come dicevo prima, è intatta. E questa è una cosa. La seconda cosa, ecco, in questa trattativa appunto con Agenti Porta, le cose si complicano anche per il fatto che noi lavoriamo su due tavoli. Da un lato si tratta, dall'altra parte con i tedeschi si cerca di dar prova di buona fede e di volontà. Di fatto ci sono delle operazioni congiunte. Io ho trovato a casa una pagina del Corriere della Sera del 9 settembre, ripeto 9 settembre, quindi ad armistizio annunciato la sera prima, in cui si parla di operazioni aeree italo-tedesche in Tunisia. La stessa pagina che dice si firmata armistizio, in un trafiletto dice dal Comando Supremo abbiamo questo, quindi c'era sempre questo. Di conseguenza la posizione italiana non è ben vista, io diciamo un po' per formazione, peraltro, anche latina devo dire, perché mi ricordo sempre audiatur altera pars, si diceva. Quindi consultando ad esempio le memorie dell'ammiraglio Cunningham, che era il comandante delle forze navali britanniche, dice emissari impauriti, difficile accertare la bona fides. C'era sempre un po' di incertezza, nel caso specifico, per una cosa, eventualmente se c'è qualche domanda lo dirò, che un po' scuriva la questione. Quindi c'era diciamo, questa limitazione che di non poco. Quindi dicevo, non c'era questa grande fiducia. Winston Churchill, che devo dire effettivamente da parte britannica hanno cercato di aiutarci. Winston Churchill, per superare queste incertezze di Badoglio, no? Che era una sorta di pendolo e così via, e spingerlo ad accettare le condizioni, propone un aviolancio negli aeroporti romani. Questo dice, almeno con questo vediamo un attimo per dare appunto quella cornice di cui si parlava prima. I nostri emissari, che erano un po' spiazzati anche da quello che volevano fare, quindi sempre quella diciamo, volontà, quell'illusione di poter incidere sugli eventi, e subiscono diciamo, la pressione dei due emissari, che erano due persone veramente toste, che impongono e chiedono molto e anche ottengono molto, e questo è uno dei punti. Dicevo, quando si arriva alla fine della trattativa, se trattativa si può chiamare, perché in realtà era ad un solo, diciamo, one way, era in una sola direzione. E sono due gli elementi, diciamo, in cui ci sono effettivamente delle controversie, degli aspetti, diciamo, rimasti irrisolti. Irrisolti per noi, per loro era chiaro, era così, non si discuteva, ma noi pensavamo ancora di poter incidere. Uno è la data della proclamazione dell'armistizio, molto importante per gli americani, perché il presidente americano, o meglio il comandante supremo, non poteva giustificare la perdita di soldati durante una fase di queste neutre tra la dichiarazione e la firma che avviene il 3, la notte del 3 e il 4, diciamo come avete firmato e succede questo, ecco, non si giustificava. E l'altro punto che era la concentrazione della flotta alla Maddalena. Il motivo ve l'ho detto perché effettivamente a Maddalena erano 240 miglia, quindi era vicinissimo, quindi suscitava diciamo, questo problema. Si arriva così e una delle conferme che non c'è nemmeno, si navigava a vista da parte italiana, e il fatto che non c'era quindi una strategia di uscita, come si usa dire, è data al fatto che subito dopo la firma, qualche giorno dopo, vengono convocati dal capo del governo i ministri della Marina e dell'Aeronautica e si parla di trattative in corso, però nessuno di questi due pone domande. Dice, ma che cosa trattiamo? No, dice, si accetta. Nemmeno quando, qualche giorno dopo, si chiede al ministro della Marina un'operazione particolare di prelevare il comandante della 82esima divisione aerotrasportata americana, portarlo a Pantelleria, da Pantelleria a Civitavecchia, da Civitavecchia a Roma. Nemmeno in quel caso dice, ma perché? Cosa succede? Ecco. Mentre dall'altra parte è emblematico il caso dell'esempio delle disposizioni date dall'esercito che parlano di far fuori i tedeschi. Letteralmente non ho mai visto
diciamo, una disposizione del genere. Far fuori i tedeschi, parla l'emissario che viene da Roma e fa il giro dei vari comandi. In Sardegna dice esattamente quello, solo che qualche giorno dopo, alle prime avvisaglie dei convogli che iniziano a formarsi per sbarcare a Salerno, chiedono a Cagliari, beh, cosa succede? E dice, regolatevi con i comandi tedeschi. Quindi sotto il livello apicale non c'è comunicazione negli strati bassi, non c'è nulla. Quindi. E questa è una delle prime cose. In ambito marina invece, quando si riuniscono i comandi sia navali, quindi delle forze da battaglia, e i comandi periferici, si parla di situazioni, di una brutta situazione con possibili cambiamenti a sorpresa, colpi di mano e così via, ma non si parla d'altro. Quindi le navi, in quel caso, in casi di dubbio, dovevano autoaffondarsi. Autoaffondarsi. Questo era il fatto. E questo gioco, diciamo, delle parti si interrompe bruscamente, appunto là, in quella che io ho chiamato la notte tra il 7 e l'8 di settembre, la notte più buia e più lunga, quando cioè quei due emissari, che sono il generale Maxwell Taylor e il suo assistente, sbarcano, arrivano a Roma, dovevano parlare col capo di Stato Maggiore generale che non è presente, lauti pranzi. A un certo punto il generale americano chiede, si spazientisce, dice, ma io voglio parlare con qualcuno, non posso rischiare la mia divisione, eccetera. Alla fine parla con due personaggi di seguito, uno è il capo dei servizi di informazione, l'altro è il capo del governo, che forzano, diciamo, la situazione in termini negativi per posticipare questa famosa. Ma lui dirà, signori, non vedendo un tram tram normale, come si direbbe in inglese, day to day business, non c'era assolutamente nessuno. Dice, guardate che oggi il giorno X è quello della comunicazione, non c'è nessuna preparazione, non c'è nulla. E dice, noi ma veramente non siamo in grado di assicurare, contrariamente a quanto detto prima, non siamo in grado di assicurare la sicurezza negli aeroporti e così via. A quel punto il povero generale Maxwell Taylor parla di giorno X prima e poi dice awful jam, un terribile pasticcio, quindi bisogna cancellare subito la violancia. A questo punto segue proprio ancora più la tragedia, come di solito dicevano i latini, motus infine velocior, è tutto un accavallarsi di fatti, quindi di azzardi, sempre da parte del capo del governo, che peggiorano la situazione. Uno di questi azzardi è rinegoziare i termini della resa già firmati, però questa volta con un emissario, non con un qualsiasi generale di divisione, ma questa volta mandiamo il numero 2 nella difesa. Secondo, spostare l'operazione. Impossibile, proprio cose che, ripeto, aggravano la situazione. Non solo, il Comandante Supremo è decisamente contrariato, tant'è che quando viene inviato a Tunisi il nostro emissario con lo stesso aereo con cui viaggia anche il generale Maxwell Taylor, alla richiesta di posticipare sia il comunicato che l'operazione, a quel punto succede il finimondo, quindi il Comandante Supremo dà un ultimatum che sa veramente di minaccia di bombardare, eccetera. Dice, se non firmate, a questo punto io sono costretto a. Ecco. Quando c'è il Consiglio della Corona che viene convocato, diciamo, verso le prime ore del pomeriggio, e quindi siamo l'8 settembre, verso le 17, il re viene a sapere che non tutti erano, i membri appunto del Consiglio, non tutti erano a conoscenza dell'avvenuta firma. Però, diciamo, ha quantomeno la fermezza e la determinazione di confermare, diciamo, quanto era stato sottoscritto, per evitare guai maggiori. Ecco. Questo perché, e qui torno al punto che avevo lasciato aperto prima, perché una certa apertura c'era in questo memorandum di Quebec, si chiamava, e cioè una sorta di patto segreto proprio personalizzato per l'Italia, nel quale si subordinava l'apporto di migliorie alle condizioni dure degli alleati in funzione del grado di, diciamo, contributo italiano a quella che era la causa alleata. Quindi, cosa vuol dire questo? Che effettivamente tutto ciò di cui si era parlato prima, si era affrontato prima, cioè autoaffondarsi per essere né con i tedeschi,
per fare in modo che le navi, quindi le navi e strutture non cadessero né ai tedeschi né agli anglo-americani, veniva superato. Perché? Facendo una mossa del genere si contravveniva a quella disposizione di consegnare le navi e quindi di beneficiare delle migliori condizioni. Ecco questo. E questo è l'argomento che spinge il povero ammiraglio Bergamini effettivamente ad accettare, a rendersi conto, a far prevalere, diciamo, il bene della nazione rispetto a tante altre cose, diciamo, ancillari, la vana gloria dell'attacco agli alleati, eccetera. Però diciamo, questa è la situazione. Chiudo parlando di quelle che sono poi quello che è il comunicato alleato dell'armistizio e quello che è ciò che dirà il Presidente del Consiglio. Il comunicato del Comandante Supremo è un capolavoro, per certi versi, di equilibrio, perché bilancia la resa incondizionata, che era un termine che suonava male per noi, come vergogna, con quella che veniva proposta, e cioè l'armistizio. L'armistizio è un accordo legale in base al quale, diciamo, i combattenti cessano, diciamo, le ostilità senza che nessuno si arrenda. Un caso, diciamo, l'abbiamo oggi, che esempio nella guerra di Corea c'è ancora un armistizio che è in piedi. Quindi cercava di bilanciare da un lato ciò che volevano gli alleati. Quello che non aveva inteso bene il governo è quella che si chiama la dinamica politico-militare, e cioè non si potevano attribuire al comandante supremo dei poteri che non aveva. Una volta firmato, lui aveva prontamente dato notizia al capo del governo, cioè al Presidente degli Stati Uniti e a tutti gli altri alleati, quindi non poteva assolutamente dire no, abbiamo scherzato, aveva già firmato, quindi non aveva poteri tali da oramai diciamo, interrompere un'operazione che era stata già approvata in ambito alleato a livello politico. Quindi notoriamente la parte militare è subordinata al controllo politico e alla direzione strategica che rimane sostanzialmente politica. L'altro aspetto, che è quello diciamo, del comunicato italiano, dopo qualche oretta di fragoroso silenzio, come diceva qualcuno, effettivamente è quella di diciamo, reagire solo se attaccati. Ecco, è importante coniugare, mettere di fila queste parole. Cosa significa in termini militari? In termini militari significa che l'azione cinetica, come diciamo noi, l'azione di reazione, avviene solamente alla misura, all'atto posto in essere, nel caso il lancio del missile, il lancio della bomba, cioè l'azione già in corso. Ma non si consideravano invece le condizioni, e cioè la minaccia, che storicamente, già per esempio, considerando quello che era avvenuto nel 1940 a Mers-el-Kebir, in cui la marina inglese attacca a sorpresa, eccetera, l'ex alleato francese, cioè c'era già una precedente avvisaglia. Quindi, diciamo, è di tipo reattivo, ma anche limitato. Le navi non possono fare il tiro di sbarramento, vuol dire. Niente, è solamente reagire una volta che l'aereo che passa sgancia la bomba a quel punto, ma oramai è già tardi, come diciamo noi. Quindi un'altra cosa molto importante è che in questa guerra per finta, ecco mi sono dimenticato così di dirlo prima, il giorno diciamo 8 settembre mattino la flotta viene privata di una unità aerea che era di base a Sarzana che assicurava la copertura. Quindi le navi sono senza copertura, anche perché, sempre il giorno 8 mattina, un capitano di fregata italiano va al comando tedesco che era a Frascati per concordare quella che era la copertura aerea della flotta che doveva ingaggiare gli anglo-americani a Salerno. Questo l'8 settembre mattina, poche ore prima, in questa guerra che io ho chiamato per finta ma con morti veri. Ci rimettiamo per questo un sommergibile che era diciamo, messo ad ampliare la sorveglianza dell'area di Salerno e ovviamente gli inglesi non stanno, anche perché diciamo, ancora non era stato comunicato, era un nemico e quindi viene affondato, eppure stavamo trattando, eccetera. Quindi tante di quelle cose che mi hanno sostanzialmente spinto a occuparmi per dare un po', per ricordare quelle persone
che si sono trovati in condizioni che non auguro come militare, sono in pensione ma considero sempre come abito quello, non si augura a nessuno, in un quadro, quindi in una sintesi potrei dire che è un ambiente volatile, perché c'era questa paura di questo, un ambiente diciamo incerto, un ambiente complesso, derivante da questo doppio gioco, e un ambiente ambiguo. Mi diceva un carissimo amico che era un'icona, diciamo, diplomatica, era un ambasciatore, mi diceva tutto quanto ruota attorno a dei personaggi ambigui, ma se vogliamo anche la stessa trattativa in cui Eisenhower gioca, si chiama il rischio calcolato, cioè far intendere di avere delle forze che in realtà non aveva, lui si rifiuterà di firmare perché dice è un affare un po' stonato, un po' storto, e quindi non lo firma e lo fa firmare al suo vice. Ho delineato questo quadro, lascio la parola agli altri, ovviamente se avete delle domande prego fatele. È definito a gigantic bluff. Com'è? Gigantic bluff, sì. Nella letteratura è definito così. Grazie. Bene, la parola al dottor Alberto Monteverde. No, tu ci sei in scaletta. Veniamo. Sotto la X, qua, questa trecetta, vai sulla trecetta. Ah, trecetta. ok. Ecco, poi puoi farlo più piccolo, in grandi. Insomma, non è proprio un visualizzatore di immagini. Allora, agisci direttamente sulla cosa. Direttamente. Se tiro la chiavetta riesci a pilotarmelo tu da lì? Sì, no, forse ce l'ho già. Questo vorrei. Agisci direttamente qua, sul blu. No, perché non riesco. Perché non è un visualizzatore di immagini. Aspetta un attimo. Aspetta un momento, fammi vedere che cosa c'ha qui. Ah, ok, quel programma, sono immagini. Sì, le posso prendere io, eventualmente le mando io. Non... Aspetta, vediamo se funziona qui. No. Aspetta, lo sta caricando. Ah, ok. Sì, beh, no, sono slide. Ok. E poi vai avanti. Sì. Allora, buonasera. Innanzitutto vi ringrazio per essere convenuti con questo caldo di pomeriggio. Immagino non sia facile, insomma, incamminarsi a quest'ora di sabato, insomma, è abbastanza impegnativo. Il fatto che siate qui vuol dire che in qualche modo avete interesse per questo tema. Innanzitutto voglio ringraziare il Comitato Avegno per avermi coinvolto in questa operazione e soprattutto l'ammiraglio Me, che io stimo moltissimo,
perché è veramente è una persona rara e soprattutto, assolutamente sì, e soprattutto mi ha ancora una volta mostrato cosa significhi la serietà e la passione, soprattutto per temi che sono apparentemente solo lontani, ma che invece ci coinvolgono direttamente, perché qui parliamo di caduti, parliamo di vicende umane, e vi posso assicurare che sono tanti i parenti di ex combattenti che hanno ancora in famiglia, recano la memoria e le ferite di quei giorni drammatici che poc'anzi appunto il comandante ci stava delineando. Io farò un intervento molto molto breve perché vorrei lasciare spazio, se possibile, alla visione del film che stiamo ultimando sui fatti che riguardano le vicende belliche che si svilupparono nel settembre del 1943 nel contesto sardo-corso. Ora, capire le operazioni militari che si svilupparono in Sardegna non è possibile acquisirne una nozione compiuta se non si considerano nel più ampio contesto che vede anche ricompresa la parte della Corsica, perché i reparti che erano in Sardegna, sia tedeschi ma alcuni anche italiani, poi si scontreranno violentemente appunto in terra di Corsica, e anche un altro aspetto che va ridimensionato è il ruolo che le forze armate italiane hanno mantenuto durante i giorni dell'armistizio in Sardegna. Le forze armate italiane hanno contribuito realmente alla liberazione d'Italia, e i primi episodi della Resistenza, guarda caso, li possiamo vedere proprio nel contesto sardo-corso. Vi ricordo che noi il contesto sardo-corso è stato gratificato, direi, da un numero di medaglie d'oro che è inconsueto, e soprattutto rapportato all'esiguo numero di giorni che lo riguardano. Stiamo parlando di poco più di un mese di operazioni tra Sardegna e Corsica. Quindi è molto importante sottolineare questo aspetto perché mostra come, ancora una volta, il teatro operativo del Mediterraneo centrale e segnatamente della Sardegna e della Corsica non è stato affatto marginale nel corso della seconda guerra mondiale, non lo è stato affatto dal 10 giugno del 1943, ancora meno lo è stato dopo l'8 settembre del 1943, e credo opportuno, e sono certo che l'ammiraglio sarà d'accordo con me, è giusto e opportuno ricordare il ruolo delle forze armate nella guerra di liberazione, e nella fattispecie del Regio Esercito e della Regia Marina. È proprio il Regio Esercito e la Regia Marina hanno dato le medaglie d'oro che appunto onorano il vessillo della Sardegna e della Corsica, e più in generale dell'esercito e della marina. Questa immagine, vado subito al sodo e vedo di concludere in breve. Vorrei farvi vedere delle immagini che in maniera più, come dire, più chiara rendono evidente quanto io vi sto accennando. Parto con le prime immagini. Questo è il quadro di battaglia della 90esima Panzergrenadier Division. Chi erano costoro? Era la grande unità che Hitler in persona aveva inviato in Sardegna dopo la caduta in Africa settentrionale, per guarnire l'isola sarda, rafforzare il sistema difensivo in previsione di un possibile paventato sbarco nell'isola. Sbarco che poi non avverrà per le vicende, ma non mi dilungo su questo, per le vicende di depistaggio che verranno messe in atto con un'abilissima operazione di intelligence da parte dei servizi segreti alleati. Stiamo parlando di una grande unità molto molto importante e significativa. Tenete conto che gli uomini che componevano questa unità erano tutti o quasi tutti dei veterani, ossia erano uomini che avevano prestato servizio agli ordini di Rommel e avevano preso parte alle due battaglie di El Alamein. Quindi stiamo parlando di persone che avevano il senso molto preciso del dovere e soprattutto delle operazioni belliche. Vado avanti. Parto subito con una serie di immagini che si riferiscono alla nostra isola, alla Sardegna,
quanto fossero compenetrati i reparti tedeschi con la nostra isola, ben lo evidenzia l'emblema che era stato scelto per questa grande unità, ed era appunto la silhouette della Sardegna, che voi potete vedere sul parafango di questa camionetta. Qui si intravede sullo sfondo il Monte Arcosu, siamo nella zona dell'Oristanese, nei pressi di Terralba. L'emblema tedesco della 90ª Panzer era definito Sardinian Shield, cioè scudo della Sardegna, e non era altro che un Abzeichen, un distintivo che loro portavano sul berretto, sul lato del berretto, ed era una tradizione tipica germanica. Vado avanti molto rapidamente. La storiografia che si è occupata dell'8 settembre in Sardegna e della presenza dei reparti germanici appunto nell'isola ha riportato, uno copia dall'altro come sappiamo noi che ci occupiamo di storia, ha riportato che in Sardegna erano schierati niente meno che i carri Tiger. Questa è una vulgata erronea, perché la documentazione d'archivio e la documentazione fotografica ci ha dimostrato che in Sardegna non erano presenti i Tiger, ma erano presenti comunque altri carri molto significativi. In questo caso vedete quello che loro definivano carro medio, il Panzerkampfwagen IV, che lo vedete, il carro sulla sinistra. I tedeschi lo consideravano carro medio, noi l'avremmo considerato carro pesantissimo. Era quanto di più moderno l'esercito tedesco potesse annoverare le sue fila, ed era appunto in Sardegna. Mentre invece al lato abbiamo un cannone d'assalto Sturmgeschütz III, che era un carro molto molto valido, un cannone, non era proprio un carro armato, era un cannone semovente, che si illustrerà a Cassino per esempio. Ed è bellina questa fotografia perché ci mostra le due tipologie di carri presenti nella nostra isola, e sappiamo che è in Sardegna precisamente perché il cannone semovente sta battendo, vedete, un miliario, e sul miliario si intravede la scritta Carangianus, quindi siamo proprio in questa zona, in Gallura. Andiamo avanti, qui siamo, non so bene perché è scomparsa l'immagine, ecco, andiamo avanti, no, non gli piace l'immagine, eccola qua. Qui siamo a Palau, sullo sfondo si riconosce l'abitato della Maddalena, e è un reparto tedesco che è appena sbarcato e sta per essere dislocato in zona, e vedete, si vedono molto bene sulla sinistra i soldati, vedete, indossano l'uniforme tropicale, hanno l'uniforme che vestivano in Nord Africa. E poi è interessante notare anche il dettaglio, vedete, gli elmetti si riconoscono sugli zaini, sono giallo sabbia, sono proprio quelli adoperati appunto da quelli dell'Africa Corps, esattamente. Vado molto rapidamente. Ecco, questo è un altro dei mezzi, siamo sempre in Sardegna, è un altro dei mezzi corazzati presenti nell'isola. Questo è il carro precedente a quello che vi ho fatto vedere prima, quello per intenderci della campagna di Polonia. È un Panzerkampfwagen III, un carro un pochino più, come dire, con un calibro meno importante, ma perché è interessante per noi? Perché ancora una volta, vedete, sul parafango del cingolo si indovina la sagoma della Sardegna, vedete, ed è proprio uno dei carri che erano in dotazione alla 90ª Panzer. Il personale sono tutti ragazzi molto giovani, pur essendo molto giovani veterani della campagna d'Africa. Uno porta al capo il caschetto tropicale. Qui siamo a Sestu, Cagliari, e perché propongo questa fotografia? La propongo per segnalarvi come i rapporti tra la popolazione civile e i tedeschi sono stati quasi sempre improntati a relazioni, insomma, di convivenza cordiale. Ecco, diciamo che non sono molte le testimonianze di situazioni come dire, di tensione che pure si verificarono per esempio in Sicilia prima dell'8 settembre. Però devo dirvi questo, che quando sono stato richiamato in servizio all'ufficio storico dell'esercito, ho prestato servizio
come ufficiale, appunto, in una delle, che per noi che ci occupiamo di storia militare è una delle massime istituzioni per quel che riguarda la storia militare, 8 km di archivi, di scappalature d'archivio. Bene, uno dei primi documenti che mi è capitato sott'occhio è stata la cartella che si riferiva alla Sardegna e che recitava pressappoco così: crimini di guerra germanici prima dell'8 settembre. Prima dell'8 settembre. La prima cartella era quella della Sardegna. Cosa c'era dentro? Non ve lo so dire perché. Perché quando io ho fatto la richiesta, ho inoltrato la richiesta al mio comandante, il colonnello Zarcone, ufficiale di Stato Maggiore, scese lui personalmente giù, con il foglio in mano della mia richiesta, no, caro capitano Monteverde, questo non glielo posso dare, perché è coperto da un MISIS. Quindi Marina, probabilmente ci sono, tra l'altro sono venute fuori 2 fucilazioni di 2 militari italiani, quindi da parte tedesca nei giorni dell'armistizio, comandante, nei giorni dell'armistizio. Nella zona del Nuorese? Esatto. Che fucilazione? Sì, quindi ecco, io penso sicuramente 2 militari e poi anche... Nel Nuorese, al Bivio Esatto. Quindi io penso... Ah, ecco, io penso che in questa famosa cartella probabilmente fossero rappresentati questi episodi, 4, 5, 2, però Marina, tu che conosci l'Atlante delle stragi tedesche in Italia, vengono registrate anche solo un episodio. In Sardegna, se voi guardate, lo potete riscontrare su internet, cioè è pubblicato sul web, sul sito internet appunto dell'istituto, vedrete che c'è la carta dell'Italia, l'unica regione vuota è la Sardegna. Anche in Sicilia ci sono degli episodi piuttosto gravi, dei quali Mussolini era informato. Infatti tra i documenti che vengono sequestrati al Duce dopo l'arresto, ci sono quelli che probabilmente si riferivano proprio agli atti di violenza compiuti dai tedeschi che Mussolini probabilmente pensava di rinfacciare a Hitler in un quadro, una prospettiva di sganciamento dell'Italia di ampio respiro che poi non si è verificata per i fatti che conosciamo. Quindi vi stavo dicendo, siamo a Sesto, vedete le relazioni erano mediamente buone. È interessante notare come i fotografi tedeschi, generalmente stiamo parlando di fotografi non professionisti, ma di buona mano, prediligevano le foto antropologiche. Questo aspetto è ricorrente, anche i viaggiatori tedeschi già alla fine dell'Ottocento e del Novecento avranno con grande attenzione questo aspetto come dire, culturale della Sardegna, per loro di grande interesse, e lo ritroviamo proprio nelle foto della Seconda Guerra Mondiale. Fotografia che viene dal Bundesarchiv, è la prima immagine che vi mostro con le località ben individuate. Qui siamo a Cagliari, siamo nell'agosto del 1943, è un insieme di fotografie fatte dalle Propaganda Kompanien che erano state inviate in Sardegna, ancora una volta a dimostrarvi come il settore sardo fosse tenuto in grande considerazione dall'Oberkommando della Wehrmacht. È un lotto di fotografie che mostra che cosa? Lo smantellamento dei casotti da parte dei tedeschi, che li smontano, e questa è una testimonianza che coincide, testimonianza fotografica che coincide con la memoria di mio padre. La mia famiglia aveva il casotto che, guarda caso, era stato trasportato dai tedeschi, e infatti queste fotografie mostrano proprio che i tedeschi avevano smontato i casotti e si erano portati via una parte. Prego. Io ho le memorie, diciamo, in inglese del generale Frido von Senger und Etterling, che è quello che comanda il comandante militare della Corsica, ed effettivamente esprime, tornando alla questione antropologica, un giudizio sui sardi, ma di cui esserne fieri. Attenzione, questo è il generale che, diciamo, aveva una certa fama, intanto è un cattolico,
aveva studiato in Inghilterra, sì, benedettino laico, che è l'unico, uno dei pochi generali che all'ordine di Hitler di fucilare gli italiani, i prigionieri italiani, lui si rifiuta e lo fa forte, diciamo, della conoscenza di Kesselring da un lato, ma poi dice lui, sulla mio onore, sono dei soldati e non, attenzione qui che è l'altro aspetto, per i vari trattati e codici del diritto di guerra, chi spara contro le forze armate è considerato francotiratore in assenza di dichiarazione di guerra. E questo è quello che torna anche con Basso, che non poteva fare certe cose perché non c'era la dichiarazione di guerra. È solo allora che si può muovere un'azione militare. Tant'è che quando diciamo, il sovrano con il suo codazzo lascia Roma, nessuno se la sente di dare il via a quel far fuori i tedeschi. Volevo dire questo per precisare. Ottima precisazione e anzi, ammiraglio, la ringrazio di aver ricordato von Sengen, perché effettivamente von Sengen è sempre stato un amico dell'Italia ed è a lui che dobbiamo, se si sono salvati i tesori di Monte Cassino, sono stati salvati da lui, sostanzialmente è stato lui che ha messo in salvo l'abbazia, è stata rasa al suolo, ma i tesori che erano conservati al suo interno sono stati portati con camion tedeschi e scorta tedesca, sono stati portati in Vaticano. Un milite italiano che monta la guardia alla rotonda del Lido e qui ecco un'altra località, i tedeschi erano presenti, esatto, a Kubelwagen, esatto, la camionetta sarebbe la Jeep tedesca. Qui siamo nella valle dei Cigerri, una pattuglia tedesca della Luftwaffe ha appena superato il castello dell'Acqua Fredda a Siliqua. Sempre provenienza Bundesarchiv Coblenza. Propaganda compagnia, livello qualitativo dell'immagine molto elevato. E qui siamo a Gonostramazza, anche a Gonostramazza vi erano i tedeschi e vedete, cosa accennavo poc'anzi, il piglio antropologico. Se ci fosse la professoressa Palauzzeni in questo momento sicuramente gioirebbe di questo. Cosa hanno fotografato? Sì, si vede anche il granatiere col berretto dell'Africa Corps, però cosa hanno messo a fuoco? Hanno messo a fuoco l'ingresso del paese e le donne che portano i vasi sulla testa. Questa è una foto eccezionale. Ammiraglio, questo interessa anche a lei, sa perché? Perché questo è il posto d'osservazione per i tiri dell'artiglieria, si stanno esercitando sul Campidano. E sapete dove è fatta questa foto? Questa è fatta sul castello di Monreale. Di Monreale, a Sardara. Siamo a Sardara. Avete presente che quando si attraversa la 131, direzione Sassari, sulla sinistra c'è un cono e sulla cima c'è un castello, il Ruderi di un castello di Monreale. I tedeschi avevano allestito lì, questa è una delle foto, è un ciclo di foto, avevano allestito un posto di avvistamento, vedete che c'è il binocolo telemetro e stanno guidando, si vedono chiaramente i colpi, stanno probabilmente effettuando delle esercitazioni con tiro d'artiglieria. Per terra si riconosce l'elmetto tedesco, vedete. Ma anche il segnale che indica il vento. Che indica il vento, certo. Certo, per correggere il tiro, sì, è una foto molto interessante per noi che ci occupiamo di cose militari, effettivamente particolarmente gustosa, direi. Andiamo avanti. Chiaramonti. Questa è un'altra immagine, è scattata da un fotografo soldato amatoriale, però vedete anche qui l'occhio, cosa è andato a guardare? Sì, ci sono i ragazzi sul camion che si stanno avviando, però ha voluto individuare molto precisamente il luogo, cioè Chiaramonti, chilometri 0,4 e poi l'abitato, le chiese si riconoscono molto bene. Sì, certo. Ecco, qui siamo a Tuili, per esempio. Siamo a Tuili e vi dico anche che sono individuato la chiesa parrocchiale
di San Pietro Apostolo e la chiesa di Sant'Antonio Abate. Sono le due chiese che vedete, sono le due che sono dei monumenti importanti, tra l'altro a Tuili, e il soldato tedesco si è fatto rappresentare, ha fatto fotografare con le armi, no, torso nudo e il paese dietro, perché è importante per lui comunicare, guardate che io sono qui, capito? Un luogo esotico, Sardinien, ancora oggi i tedeschi hanno molta attenzione per la nostra isola. Ha detto esotico. Esotico. Questo era il termine che usavano gli americani per dire non vogliamo più stare o dare una presenza militare nei luoghi esotici. Quindi niente, andiamo a Berlino. Esatto, esatto. Sì, scusi. Ecco, qui, allora, anche questa, qui siamo a Mores ed è la chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire. Attiro l'attenzione provocatoriamente della mia amica Marina Moncelsi, nota Marina che ci sono ancora le scritte del 42, vincere e duce. Sì, vede comandante in basso, le vede lì, proprio sul campanile, vede? Sì, Ed è curiosissima anche questa fotografia, ci sono due ufficiali in perfetta tenuta Africa Corps che stanno gironzolando e uno ha la macchina fotografica appesa al collo. Sì, quella con la Weiglander, esatto. Bene, sempre Marina attira la sua attenzione. Ecco, qui siamo nei dintorni di Santa Teresa di Gallura, tra le foto di questo album c'era curiosamente questa fotografia di come dire, un artista con buona mano celebrava l'asse italo-tedesco, addirittura in tedesco, quindi presumo un artista tedesco. Vincere, tra l'altro c'è il tricolore, vede comandante, sì, proprio, e naturalmente poi il carretto, il nostro carretto, un orcio ovviamente. Sì, una foto proveniente sempre da un lotto tedesco e vedete si intravede all'interno della stella che fa tanto americano, però in realtà c'è il volto del duce dentro, vedete? Sì, è una foto veramente curiosa, veramente. E poi se avete voglia vi dico qualcosa di più sull'uso delle fonti fotografiche, che è molto importante. E qui siamo invece a Paolo Iliatino, ci stiamo spostando verso le operazioni. Facciamo un passo indietro, siamo nel 42 qui e ci stiamo portando verso le operazioni nei confronti della Corsica. Ricordate tutti che a novembre del 42 con l'operazione Torch viene occupato anche il territorio della Francia libera, cioè quindi la Corsica e quindi i territori che erano sottoposti alla sovranità del governo di Vichy, di Pétain. Questi sono gli uomini della divisione Cremona, che era quartierata in Sardegna, appunto, e che parteciperà alle operazioni di occupazione della Corsica, appunto, nel novembre del 42. Qui siamo a Polilatino. Tra l'altro, queste casermette sono attualmente oggetto di disputa perché c'è chi vorrebbe abbatterle e chi invece vorrebbe, a Paolo Ilatino intendo, vorrebbe recuperarle come memoria storica. E l'Unione Sarda ha fatto diversi articoli su questo tema. Io naturalmente sono per la conservazione della memoria storica, naturalmente. Fotografia a colori di quel lotto che ci eravamo disputati, Marina. Qui siamo a Bonifacio, io l'avevo messa per l'amico di Meglio, ce ne sono un altro paio. Erano complessivamente, non tanto poche, erano una trentina. Allora, qui siamo a Bonifacio, questo è un pontone armato Sibel e sono i pontoni che loro hanno utilizzato per l'esodo dalla Sardegna alla Corsica. Non sono pontoni arraffazzonati, sono delle strutture nautiche che hanno, sono delle zate, però non sono, sì, motorizzate, no, sì, sono in realtà delle zattere, sì, loro definivano pontoni, però in realtà sono delle zattere, infatti il termine esatto in tedesco è Sibel, zattera, qualcosa del genere. Però la cosa che a noi interessa,
la cosa che a noi interessa è che queste imbarcazioni erano armate. Infatti vedete che sul cielo della cabina c'è una flak Verling a 4 canne che aveva la funzione di protezione ravvicinata e di tiro contraereo, con gli elmetti tedeschi, vedete, pronti all'uso in prossimità dell'arma. Su queste imbarcazioni sono stati caricati i mezzi che poi hanno trasbordato dalla Sardegna alla Corsica. Fotografia a colori non ricolorata ma originale, nessuna intelligenza artificiale qui. E qui siamo a Bonifacio, un milite probabilmente della divisione Cremona monta la guardia e una questa è fatta sì nei pressi del cimitero in alto. Qui c'è l'imboccatura, il faro che sta proprio all'imboccatura, ancora oggi, sì, esatto. Divisione Cremona, dicevamo, questa fotografia proviene dall'ufficio storico dell'esercito. L'esercito ha un album, bellissimo album, che documenta, attraverso l'istituto Luce, ha documentato le operazioni di occupazione della Corsica. Siamo a Santa Teresa di Gallura. Cosa ti ho detto Valeria stamattina? Ricordati quelle, noi eravamo esattamente in questo punto, adesso si vede, nella fotografia si vede il lampadario della parrocchiale, adesso non si vede il lampadario, scusa, il campanile della parrocchiale, non si vede più perché la palazzina che ci sta davanti è stata sopraelevata e quindi non è più visibile, però la prospettiva che si gode arrivando a Santa Teresa di Gallura è esattamente questa. Qui vedete i mezzi pronti ad essere avviati al porto, un piccolo porto. Quello di oggi non è molto più grande di quello di allora e sono i due terminali di imbarco che hanno consentito l'esodo dei reparti tedeschi con un certo ordine e con una certa rapidità. Stiamo parlando di Palau sostanzialmente e di Santa Teresa di Gallura. E infatti vedete, ti ricordi questa prospettiva Valeria? L'abbiamo vista stamattina, ho detto guarda quella casa, ecco. Questo è l'imbarco di Santa Teresa di Gallura, esatto, e vedete, si vede la motozattera, le due motozattere che stanno caricando i mezzi, e devo dire... Come dimensione me le immaginavo molto più piccole. Beh, diciamo, ma... No, loro avevano una grande tradizione, questo tipo di imbarcazioni, loro avevano una grandissima tradizione e questa era proprio una flottilla che era distanza nel nord Sardegna, una parte dei mezzi che sono stati poi utilizzati dalla Kriegsmarine, perché dipendevano dalla Kriegsmarine questi, cioè dalla marina tedesca, sono stati utilizzati e avevano una capacità di carico non indifferente. Alcune di queste sono quelle che sono state affondate. Sì, e poi quelle che sono state bombardate, esatto, sono queste, sono di queste qua, comandante. Ok, si riconoscono i mezzi, vedete dei camion, l'Opel Blitz, la Kubelwagen, che sono poi anche quelle che hanno utilizzato in Nord Africa, poi, che hanno portato in Sardegna. Non solo, ecco qui è quell'imbarcazione che sta uscendo dal porto di Santa Teresa di Gallura e vedete c'è la torre Longozzardo che è l'emblema di Santa Teresa di Gallura ed è esattamente la prospettiva che si vede oggi uscendo dal porto. Sempre Bundesarchiv Coblenza. Qui siamo, è diciamo, la sequenza successiva, siamo già sbarcati a Bonifacio, perché dovete immaginare che è un rullino di 36 pose che è stato sviluppato e poi archiviato e oggi lo troviamo appunto a Coblenza. E si vede proprio tutta la sequenza del movimento dei reparti fino allo sbarco in Corsica. E qui siamo nel porto di Bonifacio, però vi faccio notare che nonostante siano i giorni dell'armistizio, però vedete c'è un marinaio italiano curiosamente che bazzica intorno ai reparti tedeschi. E questi sono 3 ufficiali, uno della Wehrmacht, probabilmente della 90esima Panzer, gli altri sono della Luftwaffe, sono dell'aeronautica tedesca.
E questa è la dislocazione dei reparti tedeschi in Corsica. E vedete, si vedono molto bene le direttrici di risalita tedesche e poi naturalmente le direttrici italiane volte a contrastare l'esodo tedesco e a distruggere più mezzi possibile, come dire, insomma, ecco perché parliamo di resistenza, cioè resistenza vera, in armi, con morti, feriti e prigionieri. Richiamo la vostra attenzione sulla parte di Sartene, vedete il tondo che si vede in basso, Sartene, perché ve l'ho indicata? Perché lì era acquartierata la Sturmbrigade Reichsführer SS. E questa unità germanica, che poi verrà elevata a livello di divisione, sarà il reparto che si macchierà dei crimini più orribili in Italia, su tutti l'eccidio di Marzabotto e di Sant'Anna di Stazzema. Perché vi dico questo ancora una volta? Per segnalarvi una volta di più che la nostra storia, la storia sarda della Corsica, io li vedo come un unicum, non è una storia irrilevante, è una storia che ha intercettato e intrecciato la più ampia storia nazionale. Cioè Walter Reder, per intenderci, era uno era della Reichsführer, capito Marina? Cioè stiamo parlando di questi. Certo. Quando si parlava appunto di Basso, perché era sempre arrabbiatissimo, perché dice sì, ma li hanno fatti passare dalla... Vabbè, li hanno fatti passare, hanno fatto passare la 90esima panzerdivision per tutta la Sardegna, ma poi ad ammazzare sono venuti da noi, certo, a casa nostra. Ma infatti, quindi è una, come dire, una percezione diversa, no? La nostra è quella di ce ne siamo liberati, e la loro è quella di potete tenervi. Ma infatti quello che la Reichsführer era in Corsica, però la 90esima era da noi, E attenzione che la 90esima, allora mediamente i reparti della Wehrmacht difficilmente, però c'è un'eccezione autorevolissima che è il massacro di Cefalonia, che è stato operato quindi, cioè non possiamo mischiare le tre carte. No, certo. Sono tre carte diverse. Certamente. Falsifica un po' No, certo. storia se le mischiamo. No, certo, però è bene ricordare precisamente che questi in Corsica erano loro. Tra l'altro nei diari è emerso un dettaglio, visto che ne stiamo parlando, che vi dico subito. Quando c'è stata la liberazione di Bastia, i primi di ottobre del 43, quando a un certo punto definitivamente i reparti tedeschi lasciano il contesto sardo-corso, un reparto di bersaglieri ha recuperato le salme di alcuni loro commilitoni, bersaglieri anche essi. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che questi erano stati feriti, avevano partecipato ai combattimenti per la presa di Bastia, cui avevano partecipato naturalmente anche l'SS della Reichsführer. Erano stati catturati, feriti dai militi della Reichsführer, erano stati curati e poi sparati in testa. Stiamo parlando di questa gente, cioè bene ricordare. E io faccio la differenza comunque tra l'SS e la Wehrmacht e l'esercito. Cioè, poi ci sono stati anche dei fatti, e Marina li conosce molto bene, dei fatti ahimè disdicevoli per mano della Wehrmacht, però qui non c'è dubbio che dai Sonderkommando, cioè non c'è dubbio che l'SS avevano un ruolo e avevano una preparazione all'omicidio che gli altri non, che questo non è che non ne faccia degli ottimi combattenti, ma naturalmente con i limiti che sappiamo. Sì, dicevo qui, effettivamente, come dicevo prima, il generale von Senger agli eccidi di massa, cioè quello che succederà a Cefalonia e da altre parti, lui si impone e fa per conto suo, quindi sono prigionieri, anche se lo status non era quello di prigioniere ma di internato. Cambia
cambia molto, perché, ripeto, non era stata dichiarata la guerra. Il generale Eisenhower rimbalzerà a Badoglio a fine settembre nell'incontro a Malta dicendogli: ma quando dichiarate la guerra? Perché i vostri militari non godono dello status di prisoner of war. Glielo ripete praticamente. Uno degli scopi che ci siamo prefissati è effettivamente quello di far risaltare il contributo italiano, sono circa 1000 morti, alla liberazione della Corsica, che la Francia, cioè lo stesso De Gaulle disse: ma quale liberazione della Corsica? L'hanno liberata i comunisti, cioè i partigiani, i corsi, e gli italiani, cioè l'aveva ammesso, quindi non Francia Libera che erano 6.000 persone, che se non fosse stato per le artiglierie italiane delle 2 divisioni sarebbero finiti a mare. Quindi questo era. Quando all'Assemblea nazionale Hollande nel 70° anniversario invitò i marocchini ma non gli italiani, ecco, ci fu una interpellanza corsa e dice: ma nella storia di Francia si parla di liberazione, ma chi l'ha fatta? Loro posero. L'errore che aveva fatto il generale Magli, un errore madornale che non si fa qualsiasi comandante. I francesi avevano ad esempio un ottimo manuale per il comportamento nei territori occupati, ma uno non elimina il comandante della resistenza fucilato in pubblico quando oramai non c'era più bisogno. Ad agosto questo ha alienato la popolazione corsa. È una precisazione assolutamente giusta. Il leader della resistenza corsa è stato giustiziato, si è cercato era intervenuto anche il vescovo, e fatto sta che Magli, proprio la figura di Magli, si era opposto fermamente a graziare questo, che è uno degli eroi, tra l'altro un ragazzo giovanissimo. C'è la fotografia nel libro, peraltro. Allora, qui siamo, la località la leggo per gli amici che conoscono la Corsica, perché sicuramente qualcosa a loro dice. Località Petreto Bisicchiano è il luogo dove era quartierato, precisamente era quartierato il comando della Reichsführer SS. È una fotografia molto rara questa, che mostra appunto 3 militi dell'SS, della Reichsführer. È interessante questa fotografia, qui non si vede esatto il casco tropicale che reca le rune dell'SS. Adesso qui non lo vedete perché spara un po', però si vede, nella fotografia si vedono molto bene. Lo leggo in Corsica, sì, Bichisano, Petreto Bichisano, esattamente. Stiamo parlando del sud della Corsica. Tra l'altro è un giro che io adesso ho in programma di fare, voglio andare a rivedere. Io ci sono stato qualche anno fa e vorrei rivedere questi posti, vorrei proprio andare fino ad arrivare su a Bastia e fare anche un po' di filmati, di foto. Erano attendati, vedete, avevano le tende, erano sistemati in tenda. Ecco, questo è Karl Gesele, che è il comandante, l'Obersturmbannführer Karl Gesele, che è il comandante della Reichsführer, e questo qua sarà presente nelle stragi di cui abbiamo accennato, ed è abbracciato a chi? Hermann Fegelein. Hermann Fegelein era niente meno che il cognato di Hitler, perché era il marito della sorella di Eva Braun. E loro sono qui abbracciati perché sono compagni, come direbbe il Pacciani, compagni di merende, perché questa fotografia è fatta in Polonia, o forse siamo già in Ucraina, e loro sono tra gli artefici dei massacri di ebrei. Anzi, dico di più, loro è stata una sorta di università, di master di formazione accelerato del massacro, cioè l'attitudine alla strage di massa viene perfezionata, messa a punto proprio sui campi di battaglia dell'est, e questi due sono tra i massimi responsabili. Vi ricordo che questo Karl Gesele era in Corsica ed era forse a 100 km da Santa Teresa di Gallura. Peraltro, quando Scorzeni viene inviato in Sardegna per valutare la possibilità di liberare il duce, lui lo racconta nelle sue memorie, aveva preso in considerazione la possibilità di avvalersi dell'SS di Sartene.
Infatti aveva chiesto di conferire, aveva conferito col comandante, cioè con Karl Gesele, appunto. Quindi per un soffio abbiamo rischiato di avere l'SS anche in Sardegna. Una testimonianza che ho raccolto anni fa mi ha detto, una persona mi ha raccontato che quando era bambino lui le SS le aveva viste a Santa Teresa di Gallura. Lui le aveva viste perché, e che è possibile perché probabilmente reparti d'élite come questi possono essere stati utilizzati con funzioni di copertura, capito? O ricognizione, esatto. E quindi è possibile che questi poi siano effettivamente sbarcati in Sardegna, non è escluso. Però non hanno partecipato, che noi sappiamo, in Sardegna a eventi militari, cosa che invece in Corsica ampiamente abbiamo documentato. Questi sono gli Sturmgeschütz, che sono esattamente i cannoni d'assalto che avete visto che erano anche in Sardegna, e questa è una colonna in movimento in Corsica, anche questa proviene dal Bundesarchiv di Coblenza, e sono proprio loro perché vedete sopra la canna del cannone si intravede una delle due rune dell'SS, vedete, dove c'è il braccio sinistro del milite, vedete? Proprio sopra la canna sono le due SS, erano proprio così questi, e nel film si vedono proprio perché li hanno proprio ripresi anche con le cineprese. Cerco di accelerare, questa fotografia è particolarmente significativa, soprattutto per gli amici di Santa Teresa di Gallura, perché mostra il reparto dissidente, i disertori della divisione Nembo, ormai già in terra di Corsica, schierati e arringati dal generale Karl-Heinz Lungershausen, che riconosciamo qui sulla sinistra. Questo ufficiale della Nembo non si capisce bene chi sia, potrebbe essere Rizzatti, e comunque si vedono molto bene i paracadutisti che sono in posizione di riposo ascoltando appunto la locuzione del comandante Lungerhausen. Questa è una foto particolarmente significativa perché ci mostra esattamente il momento. Allora, il cadavere di Becchi Luserna, per intenderci, è stato buttato al mare forse 24 ore prima, e l'hanno buttato a mare esattamente questi. E lì ci sono esattamente i responsabili della medaglia d'oro, dell'assassinio della medaglia d'oro Becchi Luserna. 6 medaglie d'oro, ricordo, per quello ti dico Marina, guarda che questa è una vicenda importante per la resistenza, capito? Molti... No, lo dico perché sei una persona che è in grado di, più che altri, di valutare, perché il più delle volte quando mi capita di fare questi interventi, e ne ho fatto tanti anche in continente, in convegni, la prima cosa che mi dico è sì, ma cosa in Sardegna che cosa è successo? Niente è successo, puntualmente morti, distrutti, perché tiro fuori le vicende storiche dal 40 al 43, distrutti, morti, perché non lo sapevamo noi, è così. Vado avanti. Io ho le memorie del comandante. Pirella, sono amico del figlio, che è il primo che ha dichiarato un'azione limitata contro il naviglio tedesco esattamente il giorno 9 alle 3:04 del mattino, e Feccia di Cossato esegue quell'ordine. Quest'ordine viene ripreso da Supermarina il giorno dopo verso l'una, ormai la cosa è già fatta. Ma come ho cercato di mostrare, io ho interpretato questo evento come una situazione di crisis antesignana, di crisis management, perché non c'era una dichiarazione di guerra. Allora, come era in Sardegna e anche in Corsica, perché come avete visto nella cartina le forze italiane sono dislocate a ponente, il corridoio, quindi la dorsale, la litoranea e quella levante, salvo ogni tanto fare delle incursioni o resistere alle incursioni tedesche che andavano verso i territori italiani. Vi ricordo che è un contesto operativo molto difficile, quello della Corsica, perché in mezzo ci sono le montagne e quindi i nostri sono stati sottoposti a un'attività operativa molto molto intensa, e tra l'altro erano rappresentati un po' tutti i reparti del Regio Esercito, dagli alpini ai bersaglieri, la milizia, la MVSN, che tutti ci aspetteremmo fedele al governo di Mussolini e soprattutto fedeli passati ai tedeschi. No,
non è così. Il capo il comandante Cagnoni, il console Cagnoni, che era il comandante delle camicie nere da sbarco, era quello che intratteneva i rapporti con la resistenza comunista. Era proprio uno della milizia. È solo Nanembo, o comunque un battaglione. Comunque un battaglione. A Cagliari adesso insomma, è stato versato dall'esercito, dall'esercito militare, è stato versato un ultimo faldone, che per la verità sono tre, di interrogatori dei reduci, quindi tutti i verbali di interrogatorio, e io ho trovato almeno una decina di ex milizia volontaria che poi entrano e che parlano appunto raccontano sinteticamente di come di cosa è successo. Mi trovavo in Corsica, E sono questi. e sono della milizia volontaria e c'è una specie di ossimoro perché dice ma cioè, porca miseria, ma questi No. Sono dei benemeriti, cioè spiace, fai così, sono dei benemeriti perché, dal nostro punto di vista naturalmente, perché hanno attivamente contribuito alla causa della liberazione della Corsica, accanto agli italiani. il problema è che sono sciolti questi verbali dai quelli particolari per cui puoi andare a ricostruire. Certo, no, ma comunque sono pagine estremamente interessanti e non irrilevanti. Tra l'altro bisogna dire anche che la milizia all'epoca era già stata defascistizzata, quindi avevano sostituito i fasci sulle fiamme, avevano sostituito le stellette. Infatti una delle poche fotografie di Cagnoni ce lo mostra con le fiamme nere e le stellette non i fasci. Questo è un aspetto. Qui siamo a Bastia, è un momento che riguarda il padre di Antonello Tedde perché sono i giorni, il 9 settembre, la mattina del 9, quando i reparti italiani rioccupano Bastia dopo il colpo di mano tedesco della Kriegsmarine. Questi sono i semoventi della divisione Friuli, che era un'altra delle divisioni che inquadrava peraltro parecchi sardi, e che liberano Bastia, la prima liberazione di Bastia, poi la seconda avverrà nell'ottobre successivo. E accennavo ai prigionieri tedeschi, questi sono i prigionieri catturati in Corsica che sono stati poi ristretti nel campo di prigionia che nessuno conosce, pochissimi conoscono, che era alle porte di Ajaccio. Ce n'erano anche un altro paio. Tra l'altro leggo che le condizioni di vita di questi prigionieri erano veramente molto ma molto critiche, molto critiche. Il soldato che vedete sulla sinistra reca ancora, gli hanno tolto, vedete l'aquiletta nazista, si vede l'impronta, però veste ancora l'uniforme da granatiere della 90esima Panzer Grenadier Division, l'uniforme tropicale. Vado avanti. Sì, ho finito. Siamo proprio alla fine. Cosa rimane di questa memoria? Di queste memorie, ecco, l'esercito italiano rientrato dalla Corsica incontra la Sardegna e incontra gli sfollati. Questa immagine è stata scattata nel centro di Benetutti, sono ufficiali della divisione Friuli in compagnia di un personaggio che a Cagliari è molto noto, si chiama Flavia Coccortu, anzi si chiamava Flavia Coccortu, che era la nipote del grande statista Coccortu, e ha lasciato una memoria molto interessante proprio dei reparti italiani rientrati dalla Corsica e dei rapporti che si erano instaurati tra i cagliaritani sfollati appunto e questi reparti. Vado ancora avanti, questa l'ho messa per Marina, è un gruppo di artiglieri con i loro ufficiali, siamo nel gennaio del 1944, escursione sul Monte Ortobene ai piedi del Redentore. Anche questo fa parte di un lotto di fotografie che mi è capitato di trovare, tutte fatte a Nuoro, però questa era quella più simpatica e emblematica. 44, sì, siamo nel 44 perché, ecco, grazie che mi hai sottolineato la cosa, vi ricordo che dai reparti presenti in Sardegna nell'autunno 43 e tarda primavera 44 rinascerà l'esercito italiano.
rinascerà l'esercito italiano proprio dai reparti presenti in Sardegna. E la Sardegna funzionerà come centro logistico per i gruppi di combattimento che contribuiranno poi nella risalita d'Italia alla liberazione del nostro paese. E abbiamo terminato. Cosa rimane oggi? Che memorie ci sono? Ecco, vedete, questo è un camion tedesco che è stato abbandonato durante la ritirata ed è stato riutilizzato, riattato dalle maestranze, dai tecnici della miniera di Montevecchio, e tuttora giace abbandonato nella miniera, anch'essa, ahimè, pressoché abbandonata. Questo è uno di quelle memorie che dovrebbero essere recuperate e restituite alla collettività, perché è la memoria tangibile di un momento storico veramente molto drammatico anche per le nostre isole, per la Sardegna e per la Corsica. E ho veramente terminato. Qui siamo al Sacrario Militare della Cigna a Livorno, dove riposano i caduti della divisione Friuli in terra di Corsica. Anche qui i nomi sardi sono tanti. Io sono andato a cercarmeli uno per uno e sono tanti. Se vi capita di andare a Livorno, non mancate di andare a visitare questo cimitero, che è una sorta di cimitero di Bonaria di Livorno, dove sono tante importanti le memorie garibaldine e le memorie massoniche, perché Livorno, la massoneria e i garibaldini di Livorno hanno contribuito a fare davvero l'Italia. E qui siamo a Cagliari, è la mia ultima immagine, e a Cagliari sono custodite le salme di circa 150 soldati tedeschi. Non sono tutti quelli caduti in Sardegna, ci sono anche dei caduti che sono stati traslati dall'isola di Malta, non so dirvi perché, ma comunque è così. E riposano nel Sacrario Militare di Cagliari, e voi tutti potete sicuramente andare a portare un ricordo a questi che comunque sono stati, è vero, i nostri avversari. Ci sono i 12 della Maddalena, certamente, quindi se avete voglia di come diceva Manzoni, mangiare i pani in arno, ma di mangiare i pani nella storia, ecco, l'occasione buona può essere quella di riservare un'ora, qualora foste a Cagliari, per la visita del Sacrario Militare. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se c'è il tempo, sì, io vi inviterei a visionare il filmato, dura 18 minuti. Lo vogliamo vedere alla fine? No, perché sì, io sono d'accordo. Sì. Allora facciamo così, che il filmato lo vediamo alla fine, non rubiamo tempo e lo vediamo se rimane tempo. Lasciamo lo spazio assolutamente al collega Antonello. Assolutamente sì. Benissimo, è stata molto interessante questa visione totale di foto, cioè riportati in quel settembre-ottobre del 43. Adesso Antonello Tedde invece ci illustrerà le funzioni del comitato Carlo Avegno. Bene, attraverso una serie di foto. Va bene, sì. Innanzitutto volevo ringraziare la presenza di Salvatore Marcellino, che è il figlio di Giuseppe, il centenario, ultimo reduce vivente di quei fatti della Maddalena, a cui noi siamo stati veramente orgogliosi di averlo in tutti questi anni. Speriamo anche di averlo negli anni prossimi. Saluto la sezione Marinai d'Italia di Olbia, nella persona di Nicola Secchi, e poi saluto anche Marina Molcensi, che ricordo direttrice dell'Istituto della Storia dell'Antifascismo di Nuoro. Ecco. Niente, questa slide che ho fatto, che di cui avrei voluto parlarne a Cagliari a metà luglio, ma purtroppo non è stato possibile, è un po' la cronistoria di perché il Comitato Celebrativo Carlo Avegno, di comune accordo con il Comune di La Maddalena, con il Comitato Ricerche Storiche Maddalenine, con l'AMPI, con i Rotary, con l'Istituto del Nastro Azzurro, quindi una serie di associazioni del Nastro Azzurro, sì, che hanno ritenuto nel 1919, diciamo, di valorizzare, ecco, questi avvenimenti storici che sono stati
la battaglia di La Maddalena, ma non solo, ma anche quello che avvenne prima e dopo in Corsica, diciamo, a dimostrazione che diciamo, la resistenza, anche se non erano partigiani, però la resistenza in Italia proprio partì dalla Sardegna e dalla Corsica, perché erano veramente i primi atti di reazione alla protervia tedesca. Quindi diciamo nel 19 noi costituimmo questo un gruppo diciamo, di più associazioni. Questo è, diciamo, sono i signori che lo costituirono nel 2019, dietro c'è il monumento, ecco. E questo è il giorno bellissimo dell'inaugurazione che voi tutti potete vedere, potete vedere se andate a Maddalena, ed è il monumento che è stato inaugurato il 13 settembre 2019 in ricordo dei 28 eroi, perché sono da considerare eroi, 28 militari, marinai, soldati, carabinieri che caddero per cacciare i tedeschi dalla piazzaforte di La Maddalena. Tra l'altro una cerimonia bellissima, perché adesso vi faccio vedere, parteciparono, scusate un attimino, ecco, parteciparono ben 15 comuni, non solo sardi, ma anche diciamo di alcuni caduti del continente. Qua potete vedere tutte le rappresentanze, c'era anche lo stemma e il gonfalone della regione. Regione perché regione? Perché la regione contribuì alla fine del 2018 su interessamento del consigliere regionale maddalenino Pierfranco Zanchetta a un stanziamento di 20.000 euro, a cui poi l'ANPI ne giunse un'altra cifra, per la realizzazione del monumento che ora andiamo a vedere. Tra l'altro ecco, ho voluto evidenziare fra i gonfaloni quello di Meina, che è il paese natio di Carlo, del comandante Avegno, medaglia d'oro a valore militare per i fatti di La Maddalena. Ecco, questo è diciamo, il giorno dell'inaugurazione. Volevo farvi vedere una cosa veramente toccante. Queste due signore anzianotte sono le sorelle di Giuseppe Forma di Sarule, che era uno dei caduti della Maddalena. Queste due signore non avevano mai visto, non sapevano dove erano i resti del loro fratello. Quindi quel giorno, il 13 settembre di 6 anni fa, per loro fu il funerale. Cioè per la prima volta videro dove era sepolto il loro fratello. E fu veramente un momento toccante. Qua vediamo l'ammiraglio Me col sindaco Montella. E poi qui ad esempio c'è la figlia di Luigi Spagnoli, un altro dei 28, che lei non conobbe perché praticamente lei nacque dopo la morte del padre, e questa è la medaglia d'argento che venne data al padre Luigi Spagnoli. Ecco. La proiezione forse un pochino più grande. Sì, lo so, purtroppo aspetti, Allora aspetti che... Dunque io l'ho anche visto il punto dove... In alto? Ah, ecco qua, sì. Visualizza. Non ho capito. La diapositiva corrente. Ecco qui. Ecco, così? Opla. Ok. Allora, però facciamo come hai fatto tu, quindi bisogna andare avanti e indietro. Ecco qui, ecco qua. Questo lo possiamo togliere così, che ci leva un po' di spazio. Eccolo qui. Ecco, quindi ecco, ripeto, questo è il giorno dell'inaugurazione del monumento, che venne inaugurato il 13 settembre del 2019, che in pratica è un po' la data da cui sono partite tutte queste iniziative, il progetto storico di cui il Comitato Avegno si è fatto portavoce e che ha valorizzato in questi anni innanzitutto la ricerca, perché ad esempio su questi 28 cadute della battaglia di La Maddalena non si sapeva tanto, addirittura molti nomi erano sbagliati, scorretti. Ad esempio Forma, il marinaio di Sarule, era chiamato Forno, quindi abbiamo dovuto fare una ricerca d'archivio proprio per almeno identificare i nomi giusti di questi 28. Quindi dicevo, questo è il gonfalone del comune di Mena, che poi lo vediamo fece una cosa ancora più bella col sindaco Barbieri e l'assessore Silvano Aldeni. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Ecco, questo è il monumento, ecco, prima dell'inaugurazione con i nostri bravi marinai. Il monumento è coperto con la bandiera della nostra marina.
Ecco, e questo è il monumento così come lo vediamo oggi. Aspetti un attimino che proviamo. Lo vedete, sì, è abbastanza visibile. Diciamo che il monumento è opera dell'architetto Bramucci Maddalenino, rappresentante dell'ANPI. Sono le arcate del Molo Carbone che rappresentano il bombardamento che avvenne il 10 aprile del 1943, il bombardamento alleato poco dopo i bombardamenti di Cagliari, che distrusse l'arsenale della Maddalena, affondò i due incrociatori, Trieste e Gorizia. Gorizia riuscirono a tamponarlo e poi riuscirono a portarlo alla Spezia. Invece per il Trieste non ci fu nulla da fare. E quindi rappresenta le arcate dell'arsenale militare, qua lo skyline, la forma della corazzata Roma, e qua due combattenti, e poi giù nel basso ci sono i nomi di tutti e 28 i caduti, suddivisi per arma, per età. Per chi avrà modo di venire a vedere il monumento, vedrete che erano quasi tutti ventenni, tranne un pugno di ufficiali che avevano una trentina, quarantina d'anni, gli altri erano tutti ragazzi. Questo è il monumento di notte, perché il monumento di notte, per decisione del comune, viene irradiato di un fascio tricolore, molto bella. Questi sono i libri, ecco, che in questi anni, prima del progetto del Comitato Avegno, un po' hanno parlato sulla storia di La Maddalena, già la sesta, settima pubblicazione. Diciamo che su questa vicenda è stata già fatta tanta luce, diciamo che ogni libro completa il precedente. Manca quello di Sanna, che era la piazzaforte di Latta, purtroppo mi è scappata, ed è diciamo con questi libri, ecco, chi vuole addentrarsi, ecco, in tutta la... Sì, sono intervenuto però con Salvatore, che mi è sembrato un eccesso. A me sembrava invece una piazza, è come dare la Ferrari a uno come me che non la sa guidare, una piattaforma di Latta fino a un certo punto. Se non si danno disposizioni, come era avvenuto da altre parti, succede quello che abbiamo visto. diciamo, ammiraglio, c'è da dire una cosa, che con gli Quindi aerei alleati... questi termini così onestamente non li accetto. Ammiraglio, c'è da dire una cosa, che con aerei alleati che volavano a 10.000 metri d'altezza le nostre batterie non potevano fare nulla. Nessuna batteria. Da artigliere lo posso dire. Avrebbe fatto nulla, quindi diciamo era una battaglia già persa. E questa invece è una piantina... Abbiamo il direttore del museo della Brigata Sassari, che è un palaese. Oltretutto Luigi Lino Orecchioni, oltretutto la batteria di Palau era fuori uso, quella sopra Trieste. Lo confermi? Monte Altura. Quindi quindi era anche fuori uso. Ah, bene, quindi questo... Anche la spiga della bomba che cade un po' sbagliata. Niente, qua c'è una piantina che potrete vedere nel primo libro, La battaglia di La Maddalena, che è stato, diciamo, la prima pubblicazione delle due pubblicazioni del Comitato Avegno, che ringrazio sempre, l'ammiraglio penso l'abbia detto, la Benemerita Fondazione di Sardegna, che per 5 anni ha dato una di La Maddalena, che sono da considerarsi a tutti gli effetti tra i primi atti di resistenza italiana e di costruzione di quella nuova Italia che poi sarà l'Italia repubblicana. Qui continuo, qua ci sono dei giornali sulla vicenda, ecco, poi volevo finire, ecco qua, ecco, poi volevo finire con le ultime cose fatte l'anno scorso. Questo, diciamo, allora, sempre parlando del Comitato Avegno, questo è diciamo, un cippo commemorativo che è stato fatto di fronte alle scuole sottufficiali a ricordo della memoria di Avegno, e dei volontari che accorsero con lui per liberare la Maddalena. Questo il cippo è proprio di fronte all'ingresso delle scuole sottufficiali, in prossimità del luogo dove cadde, proprio dove morì Avegno. E poi l'altra cosa veramente bella è, ecco qua, che ritorniamo un po' a Meina. Aspetti, come si può fare a inquadrarla? No, aspetta, com'è che si può fare? Dimmi, basta che? Quell'immagine, ho capito cosa vuoi dire, Nel nome della catena? Sì. Torna su quell'immagine. Non il nome della No, la lapide. Come si può inquadrare? Qui? Schermo intero? Un po' meglio. Antonio, perfetta.
Si legge? Perfetto, niente. Allora, questa lapide è stato dono, un dono del comune di Mena, il comune nativo di Avegno, il cui sindaco Barbieri con l'assessore alla cultura Silvano Aldeni nel 2023 hanno voluto portare questa targa alle scuole sottufficiali per intitolare il piazzale della scuola sottufficiali al capitano di vascello Carlo Avegno. E è stata in particolare incisa diciamo, le parole che allora ammiraglio de Courten, che era il ministro della Marina, in cui scrive alla mamma di Avegno dicendogli appunto quello, non so se riuscite a vederlo, ve lo leggo: desidero le giunga, gentile signora, l'ammirazione più viva della Marina è mia per l'eroico comportamento di suo figlio, che con il suo sacrificio ha indicato agli italiani come si debba operare perché la patria possa risorgere, e dai marinai la via dell'onore e del dovere. Con devoti omaggi l'ammiraglio Raffaele de Courten. Ed è proprio una lettera bellissima. La mamma sapeva solo che il figlio era morto, ma non sapeva come e perché era morto. Ecco, poi continuiamo. Questo è, diciamo, è la rinata scuola sottufficiale nel 1949, che era intitolata al comandante Avegno, poi invece venne cambiato il nome nel corso degli anni 50. Questo è il convegno del 2023, di cui praticamente questa pubblicazione sono la stampa degli atti. Niente, qui siamo sempre al monumento di Moneta con le celebrazioni, e questo qua è il signor Giuseppe Marcellino, che viene il comandante della scuola nel 2023, gli stringe appunto, si compiace con lui per la sua presenza. E qua ci sono praticamente due momenti nel 2023, che il sindaco che consegna le chiavi della città al signor Marcellino, e poi alcuni mesi dopo sempre il nostro giovane sindaco che lo insignisce della cittadinanza onoraria del comune di La Maddalena. E chiudiamo appunto con l'ultima slide, che ripeto è la medaglia concessa dal Quirinale con la firma di Sergio Mattarella. E poi qua sulla sinistra c'è il sacrario del cimitero della Marina, il sacrario del Ministero della Difesa, dove sono, dove sono conservati, diciamo, le spoglie di quasi tutti i caduti della battaglia di La Maddalena, e in particolare il comandante Avegno, diciamo, che ne rappresenta la sua massima espressione. Io ho finito. Io aggiungo pochissime cose. Qui bisogna considerare una cosa, che effettivamente, a differenza dei tedeschi, come abbiamo visto, che erano, diciamo, ben inquadrati, irreggimentati come si direbbe, questi erano io li ho chiamati combattenti improvvisati, non erano inquadrati in unità, erano delle persone raccolte qua e là, comunque motivate. Questo significa che quando si motivano le persone, non ci sono, alla volontà non c'è nulla da contrapporre. Insomma, è veramente difficile. E quindi l'ammirazione, perché bisognava avere un grande fegato per affrontare quelle unità che venivano dall'Africa. E questi non erano affatto, ripeto, delle unità di linea, di fanteria, di artiglieria o di altro. Non solo sì, c'erano quelli delle artiglieria costiera, ma era sostanzialmente la guardia per un potenziale nemico. Questo è uno. E quindi io l'ho definita il primo anche episodio di resistenza interforze. Manca solo l'aeronautica, che non aveva distaccamenti, ma sono carabinieri, fanti, marinai. Quindi chapeau per queste persone. Vengo rapidamente alla questione della procellaria. Come vi è stato detto, diciamo, questo monumento fu commissionato dall'ultimo ministro della Marina, prima della riforma, nel 1947. Si chiamava Giuseppe Micheli. Era dalle parti dell'ammiraglio Bergamini e incaricò lo scultore Carlo Fontana di fare qualcosa. Fontana aveva già ideato il bozzetto di questo volatile che era, diciamo, la procellaria, cioè un uccello che padroneggia, che vola a pelo d'acqua sulle tempeste. L'aveva visto nelle sue navigazioni verso le Azzorre. E quando uno vede quel monumento, eccolo là, basta vedere la plastica, è un po' manieristico, se vogliamo, nella conformazione delle ali, ma
diciamo, un conosciuto scrittore e giornalista degli anni 50, ma con precedenti, insomma, anche nell'Ancien Régime, e la definì come il simbolo della Marina. La Marina che nel dolore risorge e, diciamo, riprende la sua strada, ma anche simbolicamente come simbolo del dramma della nazione. È qui che si concentra, proprio in quella, nell'affondamento della Roma e delle deunità, e in ciò che viene simboleggiato da questo monumento, quindi dalla realizzazione di questo monumento, e il dramma, diciamo, di una nazione, diciamo, di quei giorni che ho definito della crisi proprio armistiziale. Non può che essere questo. Quindi il simbolo, cioè, trasmette anche dei simboli, oltre dell'obbedienza, del valore al più, diciamo, amaro degli ordini, come diceva Bergamini, ma anche quello che lascia ininterrotta la linea di comando, cioè quindi obbedienza ma anche lealtà verso il governo. Cioè, aveva ordinato, bisognava eseguire. Quindi questo bisogna tenerlo presente, anche perché, come dicevo, con il Memorandum di Québec effettivamente noi abbiamo fatto la nostra Costituzione, cioè grazie anche a loro, poi c'è tutta la resistenza, ma abbiamo iniziato qui. La credibilità del paese era stata compromessa il giorno prima dagli azzardi di Badoglio, questo non bisogna dimenticarlo. Quindi viene fatto questo monumento, viene eseguito, la fusione viene effettuata alla Spezia, viene installato su quella roccia. Un problema, non è stato accatastato, quindi ho dovuto risolvere il problema intanto della paternità dell'opera. Grazie a un'amica sono riuscito ad andare all'Accademia Nazionale di San Luca, cui apparteneva Carlo Fontana, per avere la documentazione che mi ha consentito di, appunto, con la sovrintendenza, di riconoscerlo come bene storico, artistico, culturale. Ecco, questo è già qualcosa che, quindi, oltre al vincolo, adesso lo sappiamo. Dobbiamo risolvere un piccolo problema di restauro, che è ovviamente necessario, stiamo cercando il modo. Una di queste possibilità, cui sto lavorando, è quella di definire, cioè di dare a questo monumento uno status, quindi di equiparato sacrario. Equiparato sacrario vuol dire che entra nell'ambito della gestione dei sacrari a cura ex Norcaduti, ora Ufficio per la tutela della cultura e della memoria. C'è una legge, che è la legge per lo Scirè, che stabilisce il sacrario marino, e a suo tempo prevede anche una variante. C'è un articolo in cui del testo unico dell'ordinamento militare che definisce i sacrari, quindi potrebbe andare. Perché questo? Perché il monumento effettivamente, questo non è un sacrario, ma i sacrari sono i relitti, e la Maddalena, ho osservato, è al centro, diciamo, da un lato il Mar di Sardegna, il Golfo dell'Asinara, dall'altra parte il Tirreno occidentale. Ecco, lì c'è un certo numero, appunto, di relitti attribuibili. Per esempio sopra Castelsardo c'è una corvetta che è stata, diciamo, affondata per urto di mine nel campo minato. Il Danoli, che è stato trovato di recente. La prima nave è stata centrata da un missile. No, quello è il Vivaldi. Quello è il Vivaldi. Il Danoli è stato nel disimpegno dalle batterie costiere, e lì è da vedere probabilmente chi le armava, perché questo è un altro punto. Esatto, e poi usa sparate dai tedeschi, perché abbandonate, punto di domanda. Ecco, queste sono alcune cose da chiarire da questo punto di vista. Io quindi faremo una relazione, c'è un capitano di corvetta di marina, Palombaro, che si è offerto e faccia una relazione su questi relitti. Perché questo? Anche dal punto di vista, diciamo, della semantica, il monumento, monere, ammonire, eccetera, era anche arcaicamente tomba. Cioè ci sono varie cose che ci portano. Io ho dato incarico all'Università di Sassari di vedere le condizioni e quindi gli aspetti giuridico-legali per poter attribuire questa categoria. Ho detto equiparato perché effettivamente non li contiene, ma tutto riporta alle navi che erano affondate, eccetera. Una di queste ha una storia in cui non c'è tempo, comunque la stiamo scrivendo, chi volesse glielo posso anche dire dopo a margine. Il Vivaldi è il soccorso del Vivaldi, che dimostra effettivamente
come nella guerra Tucidide era il Biasios didascalos, il cattivo maestro, eccetera, ma nella guerra c'è anche spazio per quello di umano che è nei uomini, e lì basta vedere la storia. Io ho letto una relazione all'ufficio storico della Marina, la reazione del comandante, cioè il giorno dopo si avvicendano 2 ondate di 3 idro tedeschi, ciascuna, prima 3 provenienti dalla Francia, poi altri 3 provenienti da Livorno che raccolgono altri. Purtroppo c'è un aereo americano che vede i 3, nonostante le insegne della Croce Rossa, smitraglia, e quindi si perde del tempo e delle persone ancora. I tedeschi mandano un altro motoscafo per prendere, diciamo, questi 80, divisi in 2 gruppi che sono fatti, e poi passa un sommergibile inglese che ne prende lo Sportsman, che ne porta una quarantina e li porta ad Algeri. Poi c'è una motovedetta italiana che, diciamo, che fa il resto. In tutto questo ho 2 gruppi da 80 persone, da 40 persone ciascuno, approdano dopo 7 giorni di mare. 7 giorni di mare. Sono a 40 miglia a ponente del Punta dello Scorno, quindi a Sinara, nella Costa Brava, 2 città, Palamos e Blanes. È incredibile come queste persone, senza viveri, senza niente addosso, perché è una sola motobarca e poi dei resti, travi di legno, eccetera. Questi arrivano dopo 7 giorni, il mare generalmente soffiava da nord-ovest e verso sud-est, quindi verso la Sardegna, in quel periodo dall'altra parte. Quindi sfortunati arrivano, sfiniti, alcuni muoiono di fame e di sete, ma questi 80 arrivano stanchi, oramai esausti, ma vivi. Ecco, questo lo vogliamo anche ricordare come tempra delle persone, diciamo, che c'erano allora. Vi posso dire che è qualcosa di... Quindi il futuro, noi ci stiamo muovendo, personalmente in questa direzione avrò degli incontri a breve a livello Ministero della Cultura, eccetera, per avere un sostegno per questa attività. L'end state che ipotizziamo è quella di fare luogo della memoria per tutti, perché aeronavi, navi, sommergibili e soldati. Proprio Bastia che ricordava, Bastia tra Punta Nera, isola dell'Elba, e Bastia, ci sono due relitti. Uno è quello del piroscafo Crispi che portava circa 1000, mi pare, tra i 500 e i 1000 granatieri di Sardegna che dovevano, diciamo, erano destinati, diciamo, alla guarnigione in Corsica. Viene affondato da questo sommergibile che imperversava in quell'area che si chiama Saracen. Il Saracen viene poi affondato nel giro di un mese da 2 corvette italiane e sono a 2 chilometri, 2-3 chilometri l'uno dall'altro. Preda e vittima. Preda e diciamo, è affondatore. E anche questo, qual è il destino proprio? Ecco, su questo faremo una relazione che accompagnerà, diciamo, la nostra istanza per la richiesta di cui vi ho parlato. Grazie infinite. Il filmato che vediamo a breve è nella sua versione quasi definitiva, sono dei filmati che abbiamo individuato, parte a Washington alle National Archives e pare sono dei combat film, e parte a Berlino dove si trova la parte dei film relativa al Military Archive del Bundesarchiv, appunto. E riguardano proprio, sono filmati, tutte le immagini che vedrete sono esattamente contestualizzate e riguardano proprio l'occupazione della Corsica e l'attività dei reparti italiani e tedeschi nell'isola. Prego.
Tra il 23 ottobre e il 4 novembre 1942, nella battaglia di El Alamein, l'8ª armata britannica costrinse le forze italo-tedesche alla ritirata. Intanto, l'8 novembre, gli anglo-americani sbarcavano in Marocco e Algeria nell'ambito dell'operazione Torch. Accerchiati da est e da ovest, i reparti dell'asse si ritirarono verso la Tunisia, cercando un ultimo fronte di resistenza. Ma la pressione militare alleata fu inarrestabile. Il 13 maggio 1943, con la resa delle forze tedesche e italiane nella sacca tunisina, la campagna d'Africa si concludeva con la cattura di oltre 250.000 soldati dell'asse. Dopo oltre 2 anni di guerra nel deserto, le forze dell'asse subivano una delle più gravi sconfitte della Seconda Guerra Mondiale. L'intero Nord Africa passava sotto controllo alleato. Il Mediterraneo occidentale, fino a pochi mesi prima dominato dalle forze dell'asse, era ora nelle mani degli anglo-americani. Da lì, la guerra si spostava verso l'Europa. L'Italia diventava il prossimo obiettivo. Nell'estate del 1943, mentre la guerra nel Mediterraneo entrava in una fase decisiva, gli alleati si trovarono di fronte a una scelta strategica: colpire l'Italia continentale passando dalla Sardegna o concentrare le forze sull'invasione della Sicilia. La Sardegna offriva una posizione centrale e ben difesa, ma complessa da raggiungere e difficile da rifornire. La Sicilia, più esposta e vicina alla Tunisia, appariva più accessibile, con un impatto immediato sulla stabilità del regime fascista. La possibilità di uno sbarco in Sardegna venne accuratamente pianificata dall'intelligence militare americana, con la raccolta meticolosa di informazioni, la ricognizione e studio della disposizione delle forze nemiche sul terreno. In questo raro video dell'intelligence americana vengono illustrate alcune fasi della pianificazione della possibile invasione della Sardegna. Infine, la decisione fu presa a Casablanca. L'operazione Husky, lo sbarco in Sicilia, avrebbe segnato l'inizio della campagna d'Italia. Così, mentre le truppe anglo-americane si preparavano a colpire la Sicilia il 10 luglio 1943, la Sardegna veniva momentaneamente lasciata fuori dal fronte attivo. Una scelta che avrebbe avuto conseguenze decisive tanto per le forze dell'asse quanto per l'equilibrio militare nel Tirreno. L'operazione Husky, lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943, è un successo. L'Italia vacilla. Lo sbarco in Sardegna, temuto dai tedeschi e inizialmente previsto dagli alleati, non avrà mai luogo. Le condizioni logistiche, la posizione geografica e il rischio di una reazione tedesca in forze spingono il Comando Supremo a scegliere un altro obiettivo: l'Italia continentale. L'8 settembre 1943, la proclamazione dell'armistizio tra l'Italia e gli alleati colse di sorpresa non solo la popolazione, ma anche le stesse forze armate italiane. La Germania, consapevole del rischio di una defezione italiana, aveva già predisposto un piano di emergenza, l'operazione Axe. Nelle ore successive all'annuncio, reparti della Wehrmacht lanciarono un'offensiva coordinata per occupare il paese, smantellare le difese italiane e neutralizzare ogni resistenza. Decine di migliaia di soldati tedeschi iniziarono l'occupazione sistematica della penisola, disarmando intere divisioni italiane, assumendo il controllo delle principali città e snodi ferroviari. La reazione fu disorganizzata. Unità militari in transito da Francia o Balcani arrivarono sprovviste di istruzioni. Dove tentarono resistenza, furono sopraffatte in breve tempo. Solo poche divisioni tentarono di reagire. A Roma, dove erano schierate numerose divisioni italiane, l'assenza di ordini precisi portò a un rapido sfaldamento. Nelle prime ore del 9 settembre i tedeschi presero controllo della città. La fuga del re e del governo verso Pescara e poi Brindisi lasciò il vuoto politico e militare. Tra il l'8 e il 12 settembre, la maggior parte del territorio italiano, eccezion fatta per la Sardegna e alcune altre zone, fu occupata senza scontri rilevanti.
I soldati italiani furono disarmati, arrestati o deportati in Germania. Il 12 settembre 1943, un comando tedesco guidato dal maggiore Otto Skorzeny liberò Benito Mussolini, prigioniero dal 25 luglio, detenuto in isolamento sull'altopiano del Gran Sasso. L'operazione, rapida e spettacolare, fu ordinata da Hitler in persona, che vedeva nel duce ancora una figura utile alla causa dell'asse. Portato in Germania, Mussolini venne convinto a guidare un nuovo governo, sotto controllo tedesco. Il 23 settembre nacque ufficialmente la Repubblica Sociale Italiana, con sede a Salò, sul lago di Garda. In pochi giorni l'Italia risultò divisa in due. Nel nord e nel centro dominavano le forze della Repubblica Sociale Italiana e l'occupante tedesco. Nel sud il governo di Badoglio e i reparti cobelligeranti cooperavano con gli alleati. L'8 settembre 1943, l'armistizio italiano con gli alleati cambia le carte in tavola. Le truppe tedesche presenti in Sardegna ammontano a circa 25.000 uomini inquadrati nella 90ª Panzer Grenadier Division. Tuttavia, l'Oberkommando der Wehrmacht e lo stesso Hitler comprendono di non poter mantenere l'isola. Inizia un'evacuazione tattica, rapida, metodica, affidata ad un ufficiale di eccezionale valore, il generale Fridolin von Zenger und Etterlin. Con le truppe italiane in Corsica, le bocche di Bonifacio, estrema punta meridionale dell'isola. Risale all'11 novembre 1942. In seguito all'operazione Torque, lo sbarco alleato nel Nord Africa francese, l'attuazione del piano Anton, l'occupazione da parte dei reparti dell'asse dei territori della Francia di Vichy. Nel quadro delle operazioni, la Corsica è occupata dalle forze italiane. Circa 80.000 uomini ben armati e ben equipaggiati sbarcano nell'isola. Inquadrati nel 7° Corpo d'Armata, dal 1943 sono agli ordini del generale Giovanni Magli. Il corpo di spedizione era costituito da unità affidabili, in buona efficienza di armamento ed equipaggiamento. Esso annoverava la divisione di fanteria Friuli, il raggruppamento speciale granatieri di Sardegna, reparti di bersaglieri del 10° raggruppamento Celere, con reparti specializzati in operazioni anfibie, come il Reggimento San Marco e i battaglioni M delle Camicie Nere da sbarco. Completavano i quadri i fanti della divisione Cremona e i fanti delle 225esima e 226esima divisione costiera, con alcuni battaglioni di alpini. I rapporti con le istituzioni e le amministrazioni locali in un primo momento sono buoni e reciprocamente rispettosi. I più entusiasti sono tuttavia i membri della colonia italiana. I militari italiani, nei limiti del possibile, non lesinano aiuti e sostegno alla popolazione civile. L'azione di disturbo della resistenza è di scarsa intensità, tale da non impensierire i comandi italiani. I patrioti corsi sono riuniti nel Front National, egemonizzato dai comunisti ma guidato da un ufficiale gollista, il capitano Paulin Colonna d'Istria. L'8 settembre 1943, l'annunzio dell'armistizio coglie l'Italia impreparata e di sorpresa. In Sardegna e Corsica, le forze italiane sono in stato d'allerta. Dal 9 settembre i reparti tedeschi si ritirano ordinatamente verso il nord della Sardegna, attraversando successivamente lo stretto delle Bocche di Bonifacio. Tuttavia, lo sfilamento dei reparti germanici non avviene in modo pacifico. Proprio nell'isola si verificano i primi cruenti episodi di resistenza da parte delle forze armate italiane. Kampfraum Mittelmeer. Il 9 settembre, poche ore dopo l'annuncio dell'armistizio, con un colpo di mano dei Brandenburger, reparto d'élite della Wehrmacht, la piazzaforte della Maddalena cade sotto il controllo tedesco.
significativi scontri a fuoco si verificano in altre zone dell'isola. Alle ore 11 la testata nord del Ponte Mannu a Oristano cade sotto il controllo dei reparti tedeschi. A seguito di un violento combattimento, unità del 403° battaglione del 132° reggimento costiero, al comando del tenente colonnello Sardus Fontana, riprende il controllo del ponte ristabilendo la situazione. Nel primo pomeriggio, nelle campagne attorno all'abitato di Silì, il primo squadrone dei cavalleggeri di Sardegna, al comando del sottotenente Piero Puggioni, sventa un colpo di mano tedesco al campo dello squadrone. Tra gli attaccanti numerosi feriti gravi, 25 prigionieri e alcuni veicoli distrutti. Il 10 settembre il tenente colonnello Alberto Becchi Luserna, capo di Stato Maggiore della divisione paracadutisti Nembo, è assassinato da un gruppo di paracadutisti disertori, passati ai tedeschi nei pressi di Macomer. Il 13 settembre, una compagnia di marinai e carabinieri capeggiati dal capitano di vascello Carlo Avegno, assieme ai soldati del 391° battaglione costiero e della 603° compagnia mitraglieri, attacca i reparti tedeschi alla Maddalena, riportando la piazzaforte sotto il controllo italiano. In Corsica, nelle prime ore del 9 settembre, reparti tedeschi compiono un proditorio colpo di mano sul porto di Bastia. La piazza è nelle mani del nemico. Alle 6:30, 9 unità germaniche superano gli sbarramenti difensivi del porto di Bastia nel tentativo di allontanarsi. Le batterie italiane aprono il fuoco, centrando subito 2 motozattere. Il capitano di fregata Carlo Fecia di Cossato, al comando della torpediniera Aliseo, affronta le imbarcazioni nemiche affondando le rimanenti. Alle 8 Bastia è nuovamente in mano italiana. A ristabilire la situazione sono i fanti dell'88° reggimento della divisione Friuli, con il concorso dei militi del 60° battaglione Tamice Nere da sbarco. Frattanto, il grosso della Sturmbrigade Reichsführer SS ha raggiunto Bonifacio per assicurare l'indisturbato afflusso dei reparti germanici dalla Sardegna. Altri suoi reparti sono avviati in direzione di Bastia. Il 13 settembre, trasportati dal sommergibile Casabianca, sbarcano ad Ajaccio 109 uomini della prima compagnia del Premier Bataillon de Choc francese. Il resto del battaglione giunge il giorno successivo, a bordo delle torpediniere francesi Fantasque e Terrible. Le unità francesi sono affiancate dalla resistenza corsa, guidata da Paul Colonna d'Istria. Ha inizio l'operazione Vesuve, la partecipazione delle forze della Francia Libera alla liberazione della Corsica. Reparti italiani, partigiani e infine truppe francesi della Francia Libera convergono per stringere i tedeschi in una morsa. I combattimenti culminano nella zona di Bastia. La battaglia è dura ma decisiva. L'8 ottobre 1943 l'ultimo contingente tedesco lascia la Corsica. Una compagnia di un battaglione bersaglieri motociclisti è il primo reparto ad entrare nell'abitato di Bastia, ormai completamente sgombra. L'isola è libera. Corsicans turn out in force to welcome General de Gaulle. Traveling through Ajaccio, the capital, he meets with a big reception. The rapid exit of the Germans from the island was in no small measure due to the splendid... Il generale Charles de Gaulle giunge in Corsica per celebrare la vittoria. In un celebre discorso definisce l'isola «Premier morceau de la France libérée». La Corsica è il primo dipartimento libero della Francia. General de Gaulle receives the cheers of the now happy islanders. Wreaths are laid at the War Memorial and at the foot of the monument to the Emperor Napoleon, who was born here. La liberazione della Corsica non è solo un successo morale.
L'isola diventa una base strategica per le operazioni militari alleate. Gli aeroporti corsi sono utilizzati per i bombardamenti sull'Italia centrale e settentrionale. Nel 1944, dai porti di Ajaccio, Bastia e Propriano, parte il corpo di spedizione per una impegnativa operazione di sbarco in Provenza, nel sud della Francia. L'operazione Dragoon consente di aprire un nuovo, importante fronte sul continente europeo. Oggi i campi e le coste della Sardegna e della Corsica appaiono silenziosi, lontani dal frastuono della guerra. Ma nell'autunno del 1943 quei territori furono attraversati da eventi militari decisivi per l'intero teatro mediterraneo. Le tracce di quel conflitto restano nei documenti, nei racconti dei pochi testimoni ancora in vita e nei cimiteri militari che punteggiano queste isole. A Livorno, nel cimitero della Cigna, riposano i caduti italiani della divisione Friuli, traslati dalla Corsica. A Cagliari, il sacrario militare custodisce le spoglie di centinaia di soldati tedeschi. Luoghi di memoria che ricordano il costo umano della guerra e il valore della riconciliazione. Segni discreti, ma profondi, che ci parlano di rispetto, di responsabilità e della necessità di costruire una pace duratura. Per chi ha combattuto e per chi eredita questa storia, perché la memoria, oggi come allora, resti un esercizio di coscienza e non di oblio. Abbiate appreso e partecipato a queste notizie storiche e memorie che a noi sono state molto care. Vi ringrazio ancora. Vi ringraziamo tutti. Ma eventualmente si potrebbe pensare a un'altra seduta organizzata da qualche parte, diciamo, per effettivamente queste ritengo siano delle cose molto importanti, perché generalmente si sorvola molto su tante cose. Approfondendole, noi abbiamo cercato di farlo, speriamo di esserci riusciti, ma soprattutto direi come ha detto il presidente Mattarella, la memoria non sia un feticcio, ma è qualcosa. Come diceva Yorsener, chi ama la vita ama il passato, perché il passato è il presente nella memoria che abbiamo. Quindi bisogna effettivamente diffondere queste cose, perché stiamo diffondendo anche valori. Grazie.